15 luglio con un tempo traballante, sembra che arrivi anche l'anticiclone, non so se quello africano o quello anticiclone che arriverà, non si capisce più niente, però almeno c'è un bel tempo. Spero tanto anche per il villaggio delle associazioni che da ieri è iniziato ed è partito col botto, per tantissima gente anche ieri sera, e specialmente diversamente giovani. Ecco, questo mi ha fatto un piacere enorme perché ho visto le famiglie, i genitori con i nipoti, le mamme, i nonni, bellissimo, ma anche diversamente giovani tra di loro, tra amici e amiche, sono venuti a vedere e a pranzare all'aperto. Questo è un bel messaggio. Ecco, ascoltate Mirella, uscite, non abbiate paura, fatevi accompagnare naturalmente da qualcuno. Se non c'è nessuno, chiamate la Mirella che vi mando l'associazione col pulmino, magari perché ce li abbiamo, ma magari voi non lo sapete, non avete neppure il numero. Questo servirà a far conoscere le associazioni, questo villaggio. Un villaggio importante dove troverete delle informazioni utili che riguardano la sanità, la cultura, lo sport, perché ogni associazione ha qualcosa di suo da dire e anche per aiutare. Allora saluto Marina Sessolo, sindaco di Fontanelle, civica, speriamo, dopo si spiegherà, certo, ecco, questa sindaca cosa ne pensa, e saluto anche Giovanna Capuzzo, presidente Federconsumatori Veneto. Buongiorno. Perché parleremo delle fragilità, come difendere queste fragilità che sono i nostri nonni, i nostri genitori, anche i nostri ragazzi, e perché no? Allora, sindaca, cosa dice questo villaggio per cercare di unire le forze, per aiutare anche voi, come facciamo sempre col mondo del volontariato? Voi alzate il telefono, il volontariato arriva, e per fortuna Proloco. Ieri c'è stato anche il vicepresidente delle Proloco, che ringrazio tantissimo, mandato dal presidente Furlan, è rimasto allibito dalla bellezza di questo punto di riferimento che abbiamo creato vicino al Sile, questi spazi, però anche lui dice bisogna unire le forze, ecco, capire che dobbiamo fare rete tutti assieme. Prego, sindaca. Sì, intanto buongiorno Mirella, buongiorno a tutti i telespettatori e grazie ovviamente dell'invito e della possibilità di esprimerci anche dai piccoli territori. Sì, dice bene Mirella il fatto che oggi bisogna fare rete nei comuni, tra le associazioni, tra le varie società, perché è con la collaborazione e la solidarietà che si arriva probabilmente a risultati ancora più buoni e migliori di quelli odierni. Noi comuni viviamo grazie all'operato e al volontariato e a chi dedica il suo tempo, dà appunto le sue energie e la collaborazione, perché proprio è grazie alle associazioni che riusciamo a fare, ad arrivare, ad ottenere determinati interventi. E quindi è importante che le associazioni, che sono appunto un tessuto, una rete importantissima nei nostri comuni, siano in sintonia tra di loro, si dividano anche i ruoli e i compiti che hanno, chi nel sociale, chi nella cultura, chi nello sport, ecco, ma diano questo importante supporto al comune, perché non sempre il comune con i suoi servizi, molto spesso o il più delle volte per una mancanza di risorse, non riesce a dare appunto quel qualcosa che la società ha bisogno, l'aiuto agli anziani piuttosto che agli svantaggiati, a coloro che hanno maggiormente bisogno. Quindi bene anche che ci siano queste iniziative dove le associazioni vengono conosciute nei loro ruoli, in quello che appunto possono dare, e appunto ci sia una divulgazione totale, perché ripeto oggi c'è molto bisogno proprio del volontariato e noi grazie a questo riusciamo ad arrivare laddove, ripeto, molto spesso non potremmo arrivarci. Grazie anche per il supporto che sta dando a questo mondo del volontariato molto penalizzato, con le spalle al muro, tanta burocrazia, certo. Pagare per fare i volontari è inaudito, una cosa che io dico, adesso ci sarà una nuova politica, speriamo che decidano anche le date per le votazioni, perché siamo ancora in alto mare, siamo a luglio e non è così facile, anche per chi invece avrebbe piacere di capire da chi sarà governato, come sarà gestito il territorio, perché guardate che abbiamo tanto bisogno di chiarezza e trasparenza. Allora sentiamo anche la presidente di Federconsumatori Veneto, Giovanna Capuzzo, queste fragilità che non sono protette, basta vedere le truffe, cosa sta succedendo, questi dati che queste persone in buona fede danno, firmano fogli, non sanno neanche cosa firmano. Io alle volte dico aprite il portafoglio che guardo, soldi zero, mai pochi. Però tante carte, dico ma le adoperi, come mai tutte queste carte? Perché me l'ha detto la cassiera, la commessa, l'amica, l'amico, ma le usi? No, le ho là.
Allora, il portafoglio pieno di carta molto pericolosa. I dati sono partiti, Capuzzo, cosa possiamo fare per difendere queste fragilità? Beh sì, allora innanzitutto è anche giusto e corretto focalizzarci soprattutto sulle persone, diciamo anziane, ma parliamo in termini generali di persone vulnerabili, persone che evidentemente non hanno le conoscenze necessarie per poter affrontare, ma d'altronde non le abbiamo neanche noi, il progredire della tecnologia e l'avanzare appunto di questi sistemi che in qualche modo tracciano le nostre scelte e riescono in qualche modo anche ad influenzare le scelte che facciamo, soprattutto per quanto riguarda gli acquisti di beni e di servizi. Io concordo con quanto è stato detto fino adesso, quindi ovviamente sulla necessità di fare rete tra istituzioni, tra volontariato e anche, perché no, anche attraverso le imprese che in qualche modo ovviamente mettono sul mercato beni e servizi che sono rivolti alla cittadinanza. Appoggio pienamente ovviamente l'iniziativa, quella del villaggio del volontariato, perché è un'opportunità per far conoscere proprio alla cittadinanza l'esistenza delle diverse realtà che possono sostenere i cittadini nel conoscere e nell'aiutarli ad affrontare le problematiche. Ma venendo al caso che diceva lei, quello relativo alla privacy, alla facilità con la quale i nostri dati veicolano, purtroppo è un dato effettivamente allarmante perché veniamo a sapere, per esempio di recente, dall'Agenzia Italiana della Digitalizzazione, che per esempio anche lo SPID, che è un sistema nuovo che teoricamente dovrebbe aumentare la tutela del singolo per accedere ai diversi servizi telematici, soprattutto della pubblica amministrazione, purtroppo anche questo risulta essere vulnerabile. Non per fare allarmismi, però ben sappiamo che con l'evoluzione della tecnologia, così come si evolve in maniera velocissima la tecnologia, altrettanto velocemente sono in grado di adeguarsi i cosiddetti truffatori. E quindi il consiglio, diciamo, base e principe che noi diamo tutti è quello sempre di usare il buon senso, non farsi mai prendere dalla fretta e non farsi mai allettare dalle proposte che sembrano eccessivamente vantaggiose, perché sotto la fretta e sotto a prezzi troppo bassi molto spesso si nasconde una truffa. Allora, però è anche vero, Presidente Capuzzo, che voi cercate anche di dare questi consigli, sedete a questi tavoli importanti sia provinciali che regionali e anche nazionali per far capire che non si può andare avanti così. Ma siete ascoltati? No, perché dobbiamo che iniziare a parlare, chi ascolta e chi non ascolta. Siccome tutti ascoltano, tutti fanno adesso poi promesse, attenzione, cosa dice? Guardi, allora sì, confermo che i tentativi che noi facciamo di riforma anche legislativa all'interno nelle diverse sedi, insomma locale, provinciale, regionale e nazionale, non sempre portano i frutti che speriamo portino. Però posso dirle che per esempio per quanto riguarda la tutela della privacy o quello che è stato un problema e che è ancora un problema, che è quello del marketing aggressivo, quindi delle telefonate che ci continuano ad arrivare a qualsiasi ora del giorno, sia al telefono di casa che al telefono cellulare, sono in qualche modo state calmierate anche dalle richieste che noi associazioni abbiamo fatto nei diversi tavoli. Un passettino, diciamo, un passettino Presidente. alla volta riusciamo ad ottenerlo, così come siamo riusciti, e questo secondo noi è un grande risultato, quello di ottenere finalmente da parte, insomma, dell'autorità competente, ovvero l'Agicom, di definire un blocco finalmente alle chiamate indesiderate relativamente, insomma, al fenomeno dello spoofing, che è un termine un po' così in inglese, come purtroppo si usa, che però andava a identificare, insomma, quelle chiamate che venivano camuffate, quindi parevano provenissero da un determinato soggetto, ma invece il soggetto che ci veniva a chiamare era tutt'altro, perché riusciva attraverso una tecnologia a contraffare il numero di telefono con il quale ci veniva chiamato. Quindi adesso l'autorità ha introdotto questa nuova normativa per i quali tutti gli operatori telefonici adesso sono obbligati ad applicare dei filtri, per i quali innanzitutto da agosto tutte le chiamate che vengono instradate da numeri cellulari verranno bloccati, almeno che non sia il reale titolare ad utilizzarlo, e anzi, perdonatemi, da agosto i numeri fissi, e successivamente a novembre verranno bloccati i numeri cellulari. Avete sentito che cosa importante abbiamo sentito questa mattina? Perché se io non invito la Presidente Capuzzo, non è che voi a casa sapete queste cose, non mi sembra
che qualcuno abbia capito quanto è importante un'informazione corretta proprio per difendere. Cosa ne pensa, Sindaco? Mi sembra sono delle... Lei lo certo, sapeva? No, assolutamente no. Avete capito? Delle bellissime notizie anche esatto. appunto per noi sindaci, insomma noi amministratori che molto spesso ci troviamo appunto anche parlando con gli anziani in modo particolare, ci troviamo proprio a capire, cercare di capire come poterli aiutare di fronte a queste truffe che ogni giorno ovviamente subiscono o per telefono o anche proprio con delle visite a casa o comunque durante i mercati. Quindi non è facile neanche per noi intervenire e dare delle risposte, perché non sempre siamo anche a conoscenza di queste belle novità e di queste belle notizie. Quello che noi possiamo fare è l'informazione, informarli, ma informarli di prestare molta e sempre più attenzione a quello che firmano e a quello che ovviamente rispondono. Quindi siamo sempre in collegamento, in contatto e collaborazione anche con il comando e le stazioni dei carabinieri. Con loro istituiamo dei momenti di informazione, di formazione, quindi delle serate, dei pomeriggi proprio per anziani ma comunque aperti insomma alla cittadinanza, dove spiegare come avvengono le truffe e a quali cose devono prestare attenzione. Lo facciamo attraverso l'università della terza età che abbiamo, lo facciamo entrando anche nelle scuole, perché noi parliamo sempre di attenzione agli anziani, ma l'attenzione deve partire in modo particolare dai giovani, perché come si diceva, presi dalla velocità, presi dalla voglia di entrare in qualche sito eccetera, velocemente con facilità si danno i propri dati, si danno appunto le proprie informazioni, non spesso, molto spesso non consapevoli di dove poi si va a finire. Quindi quello che noi facciamo come istituzioni, come enti, è proprio quello di creare questi momenti di informazione e di formazione, pur sempre diciamo avendo aperto il nostro sportello di assistenza sociale dell'assistente, che è aperta, insomma disponibile sempre a dare queste info e cercare di mettere degli allarmi e delle attenzioni, ecco, a questi cittadini, i più vulnerabili in particolare. Allora, proprio ieri si parlava con le associazioni di volontariato che sono arrivate al villaggio di creare un punto informativo proprio su questo villaggio, dove inviteremo proprio tutti gli enti che si occupano di consumatori, i sindaci e basta, proprio per vedere se riusciamo a fare quei tavoli veramente importanti per avere un'informazione corretta e precisa, perché come dice lei queste cose non si sanno. Mentre se noi facciamo questo tavolo, in questa riunione viene divulgato quello che è stato fatto, quello che si può fare, come mi posso proteggere, a chi mi devo rivolgere, perché io vedo, Sindaco, e lo dico anche alla Presidente Capuzzo, tanti tavoli, ma se parlano tra di loro poi alla fine mi spiegate cosa viene deciso, cosa avete deciso di fare per il bene della comunità, perché se vi riunite, parlo in generale, Sindaco, non è che lo dico a lei, se vi riunite vuol dire che trattate dei temi, dei problemi, sennò che senso ha? Ma poi sono problemi che vengono risolti, non vengono risolti, chi è a favore, perché dobbiamo anche capire che se c'è una buona proposta deve essere votata da tutti, deve essere portata avanti da tutti, ecco la rete, la squadra. E soprattutto quello che è importante è che poi la notizia venga resa pubblica, che queste persone sappiano, che abbiano non un numero di telefono dove schiacci 1, schiacci 2, schiacci 3, cade la linea, non risponde nessuno. Un punto di telefono dove posso venire, vieni, non per telefono, vieni, vengo a prenderti, anche diversamente giovani, ti porto, ti ascolto, vedo le carte. Ecco, voi sareste disponibili, Presidente, a far parte di questo ufficio informativo, di questo punto informativo come villaggio? Le dico totalmente sì, Mirella. Anzi, le dirò, è un'ottima iniziativa perché giustamente come diceva il Sindaco, le attività di informazione alla cittadinanza sono fondamentali. Alla cittadinanza inteso giustamente, come è stato detto, dai giovani in su, perché i giovani saranno e sono di fatto già i consumatori di oggi e i consumatori di domani, quindi è corretto fornire a loro le indicazioni fondamentali già da quando sono piccoli, proprio per creargli una corretta cultura del consumo, indipendentemente poi dalle scelte che faranno, giuste o sbagliate, questo ovviamente non spetta
spetta a noi definirlo, ma l'importante è che siano scelte consapevoli e pensate, quindi non dettate, come si diceva, dalla fretta o comunque dall'impulso. Quindi queste iniziative che raccolgono appunto, come dicevamo prima, istituzioni e realtà che si occupano del cittadino, ovviamente con un punto di vista diverso rispetto all'amministrazione, ma che sostiene l'amministrazione stessa, perché sappiamo che molte ricadute poi riguardano sì il sindaco, ma possono riguardare anche le casse delle amministrazioni, perché se poi ci troviamo in situazioni di indigenza dovute a diversi motivi, è chiaro che viene chiesto ovviamente all'amministrazione di poter intervenire laddove è possibile intervenire, con ovviamente un aggravio maggiore della spesa che un comune che già è in difficoltà per portare avanti l'ordinaria amministrazione, sappiamo bene che insomma fatti del genere, dal quale ovviamente il sindaco si prende carico, possono mettere in difficoltà l'intera comunità. Quindi questa iniziativa è assolutamente pregevole e noi l'accogliamo favorevolissimamente, proprio per riuscire ad arrivare su quanti più comuni possibili, a dare ovviamente il supporto che noi possiamo dare, la disponibilità e l'apertura ovviamente alla cittadinanza. E ieri abbiamo chiesto proprio un supporto in più che chiederemo ai sindaci, dove loro ci dovranno dare i nomi e i cognomi delle persone che vivono sole, perché li hanno. Purtroppo c'è la privacy, perciò bisogna che facciamo una collaborazione, se no non arriveremo mai, proprio per andare a vedere quella persona di cosa ha bisogno, di cosa necessita, come possiamo aiutarla, perché ognuno di noi deve fare la sua parte, non fare tutto, perché se facciamo tutto troviamo come quello che è successo a Venezia, questa donna mummificata. Andiamo a vedere il servizio. Alla Giudecca era conosciuta soprattutto di vista, magari incrociata tra calli e fondamenta, ma sostanzialmente Elisabeth Christensen Rosenberg conduceva una vita piuttosto riservata. Forse è anche per questo che l'improvvisa assenza di questa 65enne di origine danese era quasi passata inosservata. È stato il fratello a iniziare a preoccuparsi dopo che da troppo tempo non riceveva più sue notizie ed allertare i vicini di casa. Elisabeth viveva qui in Campo Jungans, in queste palazzine di recente costruzione che guardano la laguna meridionale di Venezia e che da oramai qualche decennio sorgono nell'area dove una volta c'era la fabbrica che continua a dare il nome al campo. È adesso chiamata dei vicini di casa che le forze dell'ordine hanno fatto irruzione nell'appartamento di Campo Jungans e compiuto la tragica scoperta. Il corpo senza vita di Elisabeth giaceva nel suo appartamento, ormai in stato di mummificazione, in quello che appare come un decesso avvenuto per cause naturali e risalente forse ad un paio di settimane fa. Nessun segno di un possibile atto criminoso. I segni, forse, secondo qualcuno, possono invece essere quelli di una società in cui, pur vivendo uno di fianco all'altro, si può perdere la vita senza che qualcuno se ne accorga. Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno alle tue ospiti. Ciao. Innanzitutto vorrei salutare tutte le persone anziane come me, che da una certa età. Cari anziani, deve da fare, se avete un problema, se avete da risolvere qualcosa, se soi, telefonate a Mirella, sì, telefonate a me, vi spiego come che andiamo avanti. Mi lavora una vita sul mercato. Quando che venivano le persone e che dava mia franchi per pagare e che dice che c'era mia, avremmo il problema siamo venuti grandi dalla strada, siamo vecchi, ma non siamo gli ultimi gnocchi che nessuno ha pignata. Va bene, sappiamo quello che facciamo e quelli che cascano le truffe, le proprie persone buone, che gli ha sentimento, che gli fa peccare tutto e quelli cascano per fare bontà che dà. Non perché gli ignoranti. Il Gavadrio che fa peccare, si fanno tutti che ha bisogno, so qua. Quello è il problema delle persone anziane. Gli altri anziani, abbiamo vissuto una vita, non è bambini, non ho bisogno che mi insegna niente a nessuno. So buon fare tutto quello che serve alla mia vita. E dopo vi dico, niente, siamo vecchi, ma bisogna che godemo la vita. E gli ultimi mesi, gli ultimi anni, godemo. E dopo ricordate che chi muore è assa e chi resta si spassa, ma non è una cattiveria, è la vita che è così. Non siamo pappagalli che vive 200 anni, purtroppo abbiamo una scadenza e andiamo via tutti, e andiamo via allegri, perché se pensiamo alla morte adesso non è più finita. Adesso, una volta avevamo appuntamenti con qualche ragazza, adesso abbiamo appuntamenti col dottore, con la farmacia,
con tutta che roba che c'è. Purtroppo, grazie perché siamo arrivati a sta età. Grazie Rinaldo, dai, fammi andare avanti. Grazie Rinaldo, hai detto delle cose importanti, anche perché i giovani diventeranno meno giovani anche loro, perciò bisogna fare prevenzione prima di curare, come dice soprattutto Rinaldo. Però quello che spaventa, io non ne posso veramente più, quella persona che abbiamo visto che è morto, che viveva in macchina, ecco, era conosciuto ma nessuno ha alzato un dito, io non lo sapevo, per cercare almeno di vedere se si poteva aiutare questa persona che aveva perso il lavoro, che aveva problemi, ma una persona anche per bene, come io ho trovato anche a Treviso un'altra persona da 3 anni che viveva in macchina e che nessuno apriva quella maledetta porta della macchina per vedere se aveva bisogno di qualcosa. Quando l'ho aperta mi ha detto: lo sa che lei è la prima che apre questa porta? 3 anni. 3 anni, una persona anche non diversamente giovane, anche giovane. Purtroppo la perdita del lavoro poi comporta che finisce a diventare un barbone se non c'è il supporto che ci deve essere. Però quello che io vorrei capire, Sindaco, è cosa si può fare. E allora io penso che dobbiamo agire col mondo del volontariato. Inutile che aspettiamo la politica, i soldi, che non arriveranno mai. Dobbiamo capire che nel momento che noi abbiamo fatto un censimento, come gliel'ho fatto fare, cioè gliel'ho detto al sindaco di Ponzano e l'ha fatto, Ponzano Veneto, per vedere chi vive nel mio territorio, e poi è venuto qua e ha detto: grazie Mirella perché l'ho fatto e non avrei mai immaginato di trovare certe situazioni. Se noi avessimo questo elenco e ogni settimana a turno andiamo a trovare queste persone, vedere come stanno, di cosa hanno bisogno, se c'è la spesa, se hanno le medicine, perché noi siamo tantissimi. Il problema è che non sappiamo come agire, perché ci hanno diviso, poi hanno fatto il re, la regina, i principi, certe associazioni che sono forti. Invece dobbiamo capire intanto di abbassare tutte le ali, se no non è più volontariato, è qualcos'altro. E ora diventiamo cooperative, forse allora bisogna cambiare nome, bisogna dirlo anche chiaramente, ma soprattutto di avere questo maledetto elenco di persone in difficoltà, come si possono aiutare. Nel momento che viviamo facciamo la segnalazione, che vediamo come l'abbiamo fatto nella pandemia. Chi è che andava a portare a casa le borse, le medicine, vedere come stavano queste? Noi. Non c'era il politico che andava a bussare alla porta, erano tutti chiusi in casa per paura di prendere questo virus. Eppure noi andavamo, rischiavamo la pelle, siamo stati ripagati in questa maniera. Ma siccome che noi guardiamo avanti, noi vogliamo aiutare, perché il volontariato deve fare questo. Non dire ho aiutato, no, devi aiutare e punto. E aiutare chi ha bisogno, non guardare se è bianco, nero, giallo, arancione, se ha 5, 20, 50 anni, ma aiutare. Cosa dice Presidente? Guardi, non posso ovviamente che sottoscrivere quanto lei dice. Penso che uno dei problemi, proprio anche ricollegandomi alla citazione della pandemia, sia la necessità che abbiamo adesso tutti di riacquisire un senso di comunità. Cioè la pandemia ci ha un po' allontanato dal concetto del noi, evidenziando il concetto dell'io. Il servizio nel quale purtroppo si evidenziava tristemente la perdita di quella signora che da settimane era rimasta da sola, nonostante vivesse in un condominio, evidenzia proprio purtroppo la negativa realtà per la quale ogni singolo pensa purtroppo a sé. Probabilmente la pandemia proprio nell'isolamento ha amplificato questa situazione, però è fondamentale, appunto, come dicevo, riacquisire un senso di comunità che ci porti tutti a pensare che siamo un noi insieme, che quindi il bisogno che può avere il mio vicino, la persona che conosco, è un bisogno che di fatto è anche un bisogno mio, che ha, come dicevamo prima, anche ricadute sulla collettività, e penso che sia un dovere di tutti, noi che ovviamente lavoriamo nel volontariato, nella promozione sociale, questo è un elemento che facciamo nostro, però penso che sia parte
parte di tutti i cittadini avere questa predisposizione verso l'aiuto al prossimo. Quindi benissimo il monitoraggio che lei ha chiesto di fare a quel comune, spero che tanti lo facciano, proprio perché come quel sindaco si è accorto di situazioni di cui non era a conoscenza, tanti altri potrebbero venirne a conoscenza, e il supporto della rete di associazioni, quindi compatibilmente con le loro competenze, responsabilità e possibilità, possono ovviamente dare supporto a queste persone che si trovano in particolari situazioni disagiate. Sa perché, Sindaco Sesso, dico questo, assieme parlo io, ma siamo d'accordo, le associazioni, che anche ieri ci siamo ritrovate, abbiamo parlato tra di noi, perché non è possibile sentire queste persone devono venire ai servizi sociali. Siamo noi che dobbiamo andare là, siete voi naturalmente con le forze che avete, però aiutate dal mondo del volontariato ce la possiamo fare, giusto? Ma se non ci chiamano non riusciamo a farlo, perché sono impossibilitate a muoversi. Ci sono persone che vivono al terzo piano, che non scendono più perché hanno varie patologie e nessuno si preoccupa di capire com'è la loro situazione, di cosa ha bisogno. Ecco che noi, facendo questo, riusciamo a intervenire. Però abbiamo bisogno dell'aiuto vostro, non c'è niente da fare, perché ho dei sindaci che dicono sì, è vero, c'è la privacy e purtroppo funziona così. Ho altri sindaci che dicono no, bisogna sedersi attorno a un tavolo e trovare il modo per uscire da questo impasse. Ma anche con l'aiuto delle associazioni, anche dei Federconsumatori, possiamo, oltre che aiutare, mettere in sicurezza anche i loro dati, i loro risparmi, se ce li hanno, le loro pensioni. Cioè io vedo delle volte anche l'ufficio postale che vanno a ritirare la pensione, anche l'altro giorno, e mi ha trovato e aveva sti soldi, c'era anche abbastanza gente. Ho detto ma c'è qualcuno che l'accompagna a casa? No, bella giornata, prendo un po' d'aria, io ce la faccio. No, ho detto non funziona mica così. Allora cosa ho fatto? Ho chiamato i vigili, gli ho detto questa persona, mi trovo in questo posto, c'è questa persona, se per cortesia potete accompagnarla perché non va bene. Perfetto. Cioè, ma questi si fidano di tutto, cioè non si rendono conto che dovete uscire, però stare anche attenti e farvi accompagnare da qualcuno, da un vicino, da un parente, da un'associazione di volontariato, perché no? Ecco che mettiamo in sicurezza il territorio, ecco che le persone cominciano a fidarsi, ma a fidarsi delle persone per bene, che è il mondo del volontariato. Cosa ne pensa, Sindaco? Che è un mondo da ricostruire. È un mondo da ricostruire perché la società è cambiata e sta cambiando. Arriviamo da una società dove, se pensiamo alle famiglie, erano famiglie numerosissime e quindi i più anziani accudivano i bambini e poi i giovani accudivano gli anziani. Quindi accompagna il nonno. Esatto, accompagna il nonno, quindi c'era proprio l'idea di famiglia, all'interno di quella si svolgeva poi il tutto e non c'erano magari non c'era bisogno di grandi strutture, se vogliamo, esterne. Il mondo è cambiato, il progresso ci ha portato a vivere tutti in famiglie più piccole, ovviamente dove c'è il marito, moglie, il figlio, gli anziani vivono da soli, eccetera, quindi ciascuno di noi deve in qualche modo arrangiarsi, ma in questo cambiamento mancano poi le strutture, quindi quello che dovrebbero essere dati, i servizi dati dalle istituzioni ovviamente mancano o comunque sono insufficienti. Se pensiamo un tempo le case di riposo che c'erano potevano sembrare tante, con tanti posti letto, oggi sono insufficienti perché la società sta invecchiando, tutti abbiamo bisogno delle strutture perché appunto in famiglia non troviamo il supporto e l'aiuto e queste non bastano più. Quindi è un mondo che cambia e qui noi, diciamo, che amministriamo, chi governa, deve proprio pensare a questo. Nel contempo, come dicevo prima, c'è bisogno appunto dell'associazionismo, dei volontari. Oggi anche lì però mancano i volontari, perché se pensiamo sì, abbiamo tante associazioni, ma manca il ricambio generazionale. Le associazioni sono fatte anche lì da diversamente giovani, sì, appunto dai più anziani, mancano i giovani ed è lì che l'associazione deve anche cercare di andare a parare, quindi deve cercare dei giovani che entrino a farne parte, che imparino, che vedano, che si innamorino di quel settore per appunto portarlo avanti. E quindi è un mondo che è in evoluzione, che dobbiamo
dobbiamo cercare noi amministratori, chi fa parte delle associazioni, chi fa parte di altro tipo di, proprio cercare insieme di costruire un qualcosa per dare quel supporto che oggi è assolutamente necessario, perché come diceva lei, l'anziano che vive all'8º piano in una struttura che non ha ascensori è certo che ha bisogno dell'aiuto di qualcuno che arriva dall'esterno, ma ci deve essere qualcuno che ha il tempo di poterlo fare, che ha ovviamente la voglia, e quindi ripeto, tutti insieme facendo rete bisogna appunto istituire proprio questo tipo di aiuti. Da parte nostra certo c'è il servizio dell'assistente sociale, molto spesso abbiamo però dei servizi miseri per quanto riguarda il personale. Nel mio comune 5.700 abitanti abbiamo un assistente sociale. Capisce che arriviamo fino a un certo punto. Fortunatamente non abbiamo anche tantissimi casi sociali da seguire, ma dico in questo momento e fortunatamente, però arriviamo appunto fino a lì. Abbiamo un assistente domiciliare che entra e cerca di fare quello che è possibile, e mi sento di dire che sono anche uno tra i sindaci fortunati, perché stiamo monitorando e stiamo tenendo sotto controllo appunto la situazione. Certo ci sarebbe bisogno di personale in più, quindi di assistenti sociali in più, per fare anche tutto quel check, quel controllo, quel monitoraggio del quale giustamente lei ci invita a fare, e poi anche però appunto gli interventi. Le associazioni noi ne abbiamo nel territorio, abbiamo un'associazione che opera alla Fonte, che è un'associazione importante per il comune di Fontanelle ma anche per i comuni limitrofi, perché si è strutturata in maniera tale da avere tanti mezzi di trasporto più o meno adatti per la disabilità, per gli anziani più o meno insomma sani in salute, che li porta, li va a prendere a domicilio, li porta a fare le visite, li porta a fare le terapie, le cure in ospedali più o meno vicini, ma anche lì ha bisogno di volontari che dedichino il loro tempo per la guida di questi mezzi, per portarli ovviamente negli ospedali, nelle strutture, aspettarli. Quindi c'è una rete proprio da creare che è importante, ma che è necessario intervenire e farla immediatamente. Su questo assolutamente sì. Infatti il villaggio serve a questo, sindaco. È una bellissima perché ci sono i giovani con lo sport. Cosa. Come fare a cercare di mandare questo messaggio ai giovani? Tramite lo sport, perché arriveranno e là andremo a chiedere loro se avranno piacere di conoscere le altre associazioni, di capire se dentro di loro magari c'è questa sensibilità di fare il volontariato. Ce ne sono talmente tante, è possibile che nessuno venga intrigato da niente. Ecco, cercheremo di fare questo, appunto cercare di prendere quei giovani che magari non sanno. E vi racconto questa di ieri, c'è due ragazzi bellissimi, uno di 15 e uno di 16 anni, in bicicletta da Preganziol sono arrivati, e uno ha preso un luccio grande così. Beh, voi doveste vedere la felicità, la gioia. E aspetta, allora Mirella ha chiesto: e adesso cosa fai? Vado subito a casa dalla mia mamma. Cioè, avete capito? Avete capito? Dove va questo ragazzo? Non ha detto lo porto all'amico, all'amica, lo metto sul social. Dove vai? Vado subito a casa dalla mia mamma. Cioè e in bicicletta sono arrivati. Capite che ci sono anche questi ragazzi, dobbiamo cercare di ascoltarli, di aiutarli. Leone, vai Leone! Ciao Mirella, grazie, Ciao. saluto i tuoi ospiti. Allora, questo paese sta diventando il paese delle truffe. Tu al mattino suona il telefono e qualcuno ti vuole truffare. Vai alla porta, qualcuno ti vuole truffare. Vai in banca, la banca ti vuole truffare. Quello che mi fa arrabbiare in più è che quando uno ti chiama al telefono, poi tu non hai il tempo di rispondere a cosa, richiami il numero e ti dicono questo numero è inesistente. Questo non dovrebbe succedere in un paese normale. Se uno ti chiama, tu lo devi avere il diritto di richiamarlo, perché se uno ti rompe le scatole a te, tu devi avere il diritto di richiamare quel numero là. Ma questo succede in questo paese dove è tutta una truffa. Poi l'Ucraina, adesso stanno facendo la ricostruzione dell'Ucraina. Ma prima di fare la ricostruzione dell'Ucraina non possono far scoppiare la pace. Ieri la CNN americana, la televisione americana, ha fatto vedere gli israeliani che ammazzano i bambini che sono in linea a aspettare il cibo. Ma non è mai possibile. Questo Occidente è una schifezza. È una schifezza. Una schifezza.
Ciao Mirella, grazie. Ciao caro Leone, grazie infinite. Allora, visto che abbiamo parlato di truffe, andiamo a vedere queste slide che ha portato la Presidente Capuzzo e le commentiamo. Andiamo a vedere. Ecco qua, Presidente, allora cominciamo a commentare queste slide, prego. Sì, noi abbiamo qua elencato di fatto le principali truffe, quelle più diffuse, che ovviamente sono state anche quelle più segnalate ai nostri sportelli. Di fatto, come riconoscerle, come abbiamo detto prima, una truffa il più delle volte è caratterizzata da pressioni, quindi Torniamo alla prima slide, per cortesia rimanete fermi sulla prima perché non sono nemmeno riuscita nemmeno a leggere tutto. Prego, prego Presidente. Come dicevamo prima, una truffa per lo più si riconosce dalla pressione, dalla fretta che ci viene fatta dal nostro interlocutore e anche ovviamente da un'eccessiva convenienza rispetto al prezzo che viene proposto per l'acquisto di un bene o di un servizio. Qua vediamo che ovviamente la prima truffa è quella forse più nota, forse anche quella più vecchia, diciamo così, quella dei falsi rappresentanti, quindi quelle persone che si presentano al nostro uscio di casa per venderci qualsiasi cosa. Per lo più in quest'ultimo periodo si sono presentati molti venditori di servizi di energia elettrica e gas. Purtroppo questo è stato un tema ed è ancora un tema molto caldo e sono sempre tante, sempre troppe le persone che cadono ovviamente in questi truffi, in queste truffe, in questi raggiri. Il problema fondamentale è che l'utente, ovvero il cittadino, deve ricordarsi che nessuno del proprio fornitore, quindi della compagnia che attualmente ci fornisce luce, acqua, gas, verrà mai a chiedere a noi i nostri dati relativi alla fornitura, perché ce li ha già. Quindi nel momento stesso in cui noi capiamo che qualcuno ci sta chiedendo nome e cognome, codice fiscale, il codice di riferimento del nostro contatore e ancor più il nostro codice IBAN, sappiamo subito che quello è un truffatore, perché ribadiamo, sia i fornitori di servizi a rete che anche quelli bancari, i nostri dati ce li hanno perfettamente già e non hanno la necessità di richiederci conferma. Altre frodi sono quelle telefoniche, le televendite, quelle che anche insomma i nostri telespettatori hanno evidenziato, quindi le continue e insistenti telefonate che ci vengono fatte da ovviamente soggetti che si spacciano per i nostri attuali fornitori o il nostro agente di banca o comunque un soggetto che noi conosciamo e ci fa cadere ovviamente nella sottoscrizione di un nuovo contratto fingendosi ovviamente un soggetto diverso. In questo caso quello che noi consigliamo è sempre di rispondere no alle telefonate che riceviamo e di fatto essere noi a promuoverci per cercare nuove offerte o nuovi servizi e non aspettare che sia qualcuno ad offrirceli. Tanto più perché telefonicamente è facile ovviamente incappare in raggiri perché l'interlocutore può proporci verbalmente qualsiasi tipo di offerta alla quale poi purtroppo segue un contratto sottoscritto che il più delle volte si dimostra essere diverso rispetto a quello che l'interlocutore ci ha detto al telefono. Quindi ricordatevi che anche laddove voi sottoscriviate consapevolmente un contratto telefonico è vostro diritto tenere sempre una copia cartacea del contratto che poi voi dovete verificare e confermare. Nel momento stesso in cui voi riscontrate che c'è ovviamente una differenza tra quanto vi è stato detto e quanto invece risulta sul contratto che poi voi andrete a firmare, fermi là, avvisate subito firmate tutti, non date la conferma e il contratto in teoria non dovrebbe partire. E non andate da soli. Esatto, se dovesse partire il contratto chiedete ovviamente aiuto, non vergognatevi perché anche l'elemento vergogna incide molto sul fatto che molte persone non si promuovano a contestare poi l'errore fatto, non c'è nessuna vergogna, ci sono soggetti come noi di Federconsumatori ma come tanti altri che possono aiutarvi a risolvere la problematica, rivolgetevi tranquillamente, anche solamente una telefonata o venite presso i nostri sportelli e noi vi daremo ovviamente l'aiuto necessario. Poi ci sono ovviamente le frodi finanziarie che quelle hanno ovviamente ricadute molto più gravi perché si tratta ovviamente anche di importi molto alti che possono portare anche persone alla rovina e sono le truffe che vengono fatte anche attraverso le telefonate, quindi persone che si spacciano per il nostro sportellista della banca e che ci chiede o che ci avvisa che casualmente c'è stato un tentativo di frode nel nostro sistema, nel nostro conto corrente e ci chiede di
dare i dati per l'accesso al nostro conto corrente e attraverso quel rilascio dei dati il truffatore riesce ad entrare tranquillamente nel nostro conto corrente, svuotarlo o comunque fare delle operazioni che noi non vogliamo. Ecco, anche in questo caso è possibile contestare, ci sono varie forme. La prima è assolutamente quella di contestare direttamente alla banca. Il consiglio che noi vi diamo è: quando voi ricevete una telefonata da un presunto addetto alla banca, rispondete anche cortesemente, ascoltate quello che ha da dire, poi mettete giù e chiamate voi la banca per sapere se effettivamente la chiamata che avete ricevuto è stata fatta da loro o se era casualmente una persona non poco raccomandabile. In questo caso, appunto, dopo il reclamo alla banca è possibile anche fare contestazioni in base al fatto che si tratti di prodotti finanziari o prodotti bancari ai diversi arbitri che ci sono, ovviamente sono stati istituiti, quindi l'arbitro bancario finanziario e l'arbitro per le controversie finanziarie. Come prima, il consiglio eventualmente di rivolgersi a noi di Federconsumatori, che possiamo darvi una mano. Un altro problema è la truffa dell'amore e dei maghi. Una truffa che fa sorridere ma che purtroppo ha fatto parecchie vittime, ovvero la possibilità di conoscere, soprattutto come si diceva prima, anche in una situazione di solitudine, persone attraverso i social, persone che ci danno ovviamente o acquistano la nostra fiducia e casualmente non si fanno mai vedere di persona, ma continuano a installare questo rapporto a distanza, un rapporto che poi col tempo viene a consolidarsi fino a che questa persona verrà a chiederci di prestargli dei soldi per X motivi. Per lo più sono motivi gravi, di solito parlano di motivi di salute o problemi con familiari, quindi la necessità di avere un importo. Il problema è che questa persona, che ribadiamo ha la nostra fiducia, otterrà i nostri soldi e noi quei soldi non li vedremo più e verremo a sapere che magari io, che posso aver avuto un incontro con un certo Andrea, invece di Andrea era una Loredana o una persona totalmente diversa rispetto a quella che fino a ieri pensavo fosse. Lo stesso quello dei maghi, che per carità, per quanto una persona possa credere, insomma, alle fantasie, invitiamo sempre a diffidare. Ma soprattutto, Presidente, i soldi non li vedrete più, i soldi non li vedrete più. Siccome voi tenete tanto i soldi e fate delle stupidaggini incredibili, i soldi non li vedrete più. Finiamo, prego, Presidente. I soldi, ma poi anche, insomma, l'umiliazione della persona che rimane ma con quelli sempre, che... no, di essere stato truffato. Esattamente, quindi... e nonostante appunto ci sia il fattore dell'umiliazione, ricordiamolo di nuovo, non dovete assolutamente vergognarvi, dovete denunciare tutto quello che vi accade, sia alle forze dell'ordine sia a chi può darvi una mano. Non c'è assolutamente vergogna di nessun tipo. Un altro problema è quello dei falsi incidenti. Magari a qualcuno sarà capitato accidentalmente di avere un automobilista che viene a bussare al nostro finestrino dicendo che noi abbiamo urtato la sua macchina e gli abbiamo rotto lo specchietto, quando magari noi la nostra macchina siamo all'interno ma non l'abbiamo neanche ancora mossa. Quindi in quel caso dobbiamo fare molta attenzione, fare attenzione soprattutto se siamo soli in macchina e stare attenti a tutto quello che facciamo e soprattutto affermiamo. Non fidiamoci mai. Corriamo perché se no non ce la faccio, c'è anche un'altra telefonata, devo andare in pubblicità. SMS del nipote. Può capitare a qualcuno di ricevere un messaggio da un numero telefonico non conosciuto con il quale viene detto: mamma o papà o nonno o nonna, sono in difficoltà, ho perso il mio numero di telefono, questo è quello di un amico, ho bisogno che tu mi versi 1.000 euro, 2.000 euro su questo conto corrente. Ovviamente la persona che viene contattata all'SMS, papà, mamma, nonno, nonna, si allarma perché vede quel messaggio, non pensa in quel momento al fatto che magari il nipote non ha queste necessità e più delle volte viene spinto a... Come è successo al nostro Livio, che l'ha detto in diretta, appunto, che la figlia aveva chiesto di fare questo versamento, lui è andato dal tabaccaio, per fortuna che questa persona si è accorto che era una truffa, ha detto: guarda che è una truffa, non fare questo. Perciò capite, ecco, l'importanza di capire, di ascoltare. Paola, veloce che poi vado in pubblicità, vai Paola. Sì, veloce. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Purtroppo quella delle truffe è veramente una cosa super atroce, ma che anche truffe legalizzate, tipo l'acquedotto che pur che hai pagato tutte le bollette ti chiude perché dice che il contratto è intestato a tuo marito morto, quindi ti devi pagare la chiusura e anche l'apertura e via cantando. Il problema di noi anziani, anche ieri che ho
una signora a Venezia, la giudecca mummificata, è tutto normale naturalmente, perché il problema non è oltretutto abitare terzo o quarto piano, è che non hai l'ascensore, quindi sei in galera a vita. Però ti ho chiamato anche per un'altra cosa. Scusami, ma vorrei ricordare il professor Veronesi, più grande oncologo, che lui ha scritto dei libri scientifici non etici dove, secondo lui, insomma tanto di cappello al professor Veronesi, che il mangiare carne e animali comporta un aumento di tumori. Il fatto, scusa, che due bravi ragazzi, Gappi e Pesca, scusami Mirella, questo luccio grande, ogni pesce soffre per 20 minuti prima di morire. Ecco, io invece sarei tanto più contenta se questi ragazzi facessero degli sport per la vita e non per la morte, visto che a mangiare carne, oltretutto, al di là dell'etica e pesce, ne vengono anche tumori. Chiedo scusa e vi ringrazio molto. Ognuno fa le proprie riflessioni, io sono invece felice per questi ragazzi perché sennò non ne andiamo più fuori. Ecco, io penso che ognuno ha il diritto di mangiare quello che vuole, siamo in democrazia, di fare, ecco, di pensare come vuole, dopo giustamente ognuno fa le proprie riflessioni, però io di condannare questi ragazzi perché hanno pescato il luccio ed era felice portarlo a casa, anche no, da parte mia. Dopo non so cosa ne pensate voi a casa, fate le vostre riflessioni. Pubblicità. Mostra il polso ferito l'anziana signora, classe 1937, appena rientrata a casa dopo un pomeriggio da incubo e una notte passata in ospedale. Il nipote, un ragazzo di 23 anni con qualche problema sotto il profilo psicologico, l'ha aggredita brutalmente in cucina, mandandola a terra e procurandole diverse lesioni al volto e alla mandibola. Una lite nata per una banale discussione. Pare che il giovane fosse molto scontento della sua posizione lavorativa e che si fosse lamentato con i nonni, che avrebbero risposto semplicemente di continuare ad avere pazienza e cercare altro. A quel punto non è chiaro cosa sia passato nella testa del giovane, fatto sta che ha spinto la donna a terra e ha poi alzato le mani anche sul nonno, 81 anni. Sentendo le urla sono intervenuti anche i vicini di casa, ovvero il padre del ragazzo, figlio della coppia, e la nuora, che hanno chiamato carabinieri e SUEM prima di prendere anche loro qualche ceffone. Il giovane è stato ricoverato immediatamente all'ospedale di Conegliano, mentre i due anziani sono stati trasportati a Vittorio Veneto, dove la 78enne è stata tenuta sotto osservazione tutta la notte. È rientrata a casa solo il giorno dopo, molto provata, visibilmente scossa, ma senza parole dure contro il nipote. Ha raccontato che mai prima d'ora aveva fatto una cosa del genere e ancora non si spiega come sia successo. Parole di conforto sono arrivate anche dalla sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Balliana, che ha offerto l'aiuto incondizionato da parte dell'amministrazione. Ed ecco qua la prevenzione, sindaco Sessolo, che abbiamo parlato prima. Allora, questo ragazzo aveva dei problemi e sono problemi seri che la famiglia non riesce a gestire. Non sono in grado di fare questo, specialmente poi si sono a contatto anche con persone diversamente giovani. Ma vogliamo capire che forse dobbiamo cambiare anche quello che è l'aiuto a queste famiglie che hanno questi problemi? Cioè noi veramente non riusciamo a capire come si fa a lasciare soli queste famiglie prima di arrivare al punto che è un punto morto dopo, perché questo ragazzo deve essere curato, perché la rabbia prima o poi esplodeva, per fortuna che è esplosa anche in maniera abbastanza lieve, diciamo così, anche se... Cioè, ecco quello che serve, quello che ho detto io prima, sindaco, di andare a vedere la situazione familiare. E sa perché dico quei volontari? Perché il volontario è visto con una persona estranea alla famiglia e ci si apre di più. Non ho il coraggio di dirlo a mio figlio, ma ho il coraggio di dirlo al volontario. Questo succede nei banchi solidali. Noi veniamo a sapere tutto della famiglia. Quando arrivano ci raccontano perché hanno voglia di dirlo, però non in famiglia. La vergogna, la rassegnazione, il vuoto. Però se ho qualcuno che mi ascolta che non fa parte della famiglia,
posso anche aprirmi. Ecco perché dico che dobbiamo fare rete e cercare di aiutare. Prego, Sindaco. Sì, è quello che si diceva prima, che sarebbe veramente importantissimo entrare in quelle famiglie dove appunto l'anziano è solo piuttosto che il giovane che ha qualche problematica. Non sempre come istituzione si riesce perché, come dicevo prima, manca il personale, molto spesso la burocrazia, quindi attenzione alla privacy, eccetera, eccetera. Quindi è importante questa rete con le associazioni, con i volontari che si occupino proprio di questo, di andare a trovare le persone, di aiutarle anche nel loro quotidiano se ne hanno bisogno, nell'attenzione appunto che si parlava prima alle truffe. Ripeto, è un mondo un po' da costruire perché si stanno aprendo delle nuove realtà che prima ovviamente non si conosceva, perché appunto famiglie numerose, comunità che si ritrovavano, che si riunivano, quindi un mondo un po' diverso. Oggi, vuoi per il Covid, come si è detto prima, ma vuoi anche perché è il mondo che ci porta a questo, ad essere sempre più soli, perché abbiamo tutto ormai a casa. Attraverso il cellulare possiamo avere e ordinare di tutto e quindi non avere più contatti con la società esterna. I giovani giocano attraverso i social, quindi non hanno più o non sentono più la necessità di trovarsi al parco con gli amici per giocare insieme. Gli adulti possiamo prenotare di tutto e di più, quindi non abbiamo più un contatto con il negoziante, col barista, con il cinema, non ci si ritrova più. Quindi è un mondo che sta cambiando e bisogna far fronte a questo. Attraverso i volontari benissimo, ma bisogna iniziare appunto a far rete e cercare di far capire che ci sono queste necessità, quindi creare probabilmente anche delle associazioni che si curino appunto proprio di questo. Quindi allora grazie anche appunto di queste dritte o di questi insomma, sono importanti. Consigli o cose faremo che squadra, chi vorrà ci sarà e chi non vorrà andrà per conto suo, però noi ce la faremo di sicuro ad aiutare. Andiamo a vedere invece queste slide sul caro energia e le commentiamo con la Presidente Capuzzo. Ecco qua, allora, caro energia, sopravvivere alla giungla dei prezzi, è proprio una giungla. Prego, Presidente. Sì, allora purtroppo da quando c'è stata ovviamente la liberalizzazione del mercato dell'energia abbiamo assistito a quelli che erano ovviamente, si sono manifestati i nostri timori, ovvero c'è stato un aumento sempre più sproporzionato del costo dell'energia elettrica. L'abbiamo visto tutti, insomma, quando abbiamo ricevuto le nostre bollette salate di energia elettrica e il gas. Qua abbiamo fatto un piccolo confronto rispetto al costo dell'energia che viene applicato in Italia rispetto a altri stati europei. Noi paghiamo il 30% più della Germania e il doppio, insomma, della Spagna. I problemi fondamentali sono che ovviamente noi abbiamo una dipendenza per quanto riguarda l'importazione del gas, abbiamo ancora una limitata produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili e comunque il costo del gas è sempre quello di riferimento per fare i prezzi anche per l'energia elettrica, nonostante ci sia una produzione abbastanza importante di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il prezzo dell'energia, come appunto dicevo, è collegato a quello del gas e in più abbiamo visto che ci sono state più e più occasioni di speculazioni messe in campo dalle diverse società che forniscono energia elettrica e gas. Il problema dell'aumento delle bollette ha portato quindi a questa situazione qua, quindi a un aumento della povertà energetica in Italia. Povertà energetica significa l'impossibilità di un soggetto o di un nucleo familiare a far fronte alle proprie esigenze di consumo energetico, ossia il riscaldamento d'inverno, il raffrescamento d'estate e anche l'impossibilità di avere a volte anche elettrodomestici o elettrodomestici efficienti. Parliamo di un numero importante, 2,2 milioni di famiglie e sono purtroppo un dato in aumento, quindi oltre il 7,7% della popolazione italiana soffre di povertà energetica, ovviamente che è diversa rispetto alla povertà assoluta, che però sappiamo che anche quello è un dato allarmante e che è in continua crescita. Colpisce fondamentalmente, abbiamo visto, insomma, il 47% degli anziani che sono anche purtroppo a rischio di povertà energetica e un aumento che abbiamo calcolato, questo è un dato un po' vecchio però indicativamente l'aumento che si è attestato rimane più o meno su questa linea qua, parliamo di 272 euro di aumento della spesa annua su una famiglia media.
Un dato importante è che comunque ci sono delle forme che possono aiutare le famiglie più in difficoltà, e questo è quello derivante dal bonus sociale, che è di due di fatto nature, sia bonus per problemi di natura economica, che è quello che vediamo qua, sia il bonus sociale per problemi di salute. Quindi le persone che sono purtroppo costrette all'utilizzo di macchinari elettromedicali possono chiedere ovviamente il bonus sociale per avere una riduzione sul costo della bolletta dell'energia elettrica. Finora ovviamente il bonus veniva riconosciuto in automatico solo a chi, e sottolineo solo a chi presenta l'ISEE, perché il bonus sociale viene riconosciuto automaticamente in bolletta ma solo ai soggetti che presentano l'ISEE e che quindi mostrano in maniera dichiarata e certificata qual è la loro condizione reddituale del nucleo familiare. Ha delle soglie massime ovviamente previste e prevede diversi scaglioni di contributi in base anche alla numerosità dei nuclei familiari, e in più c'è stato in questo ultimo anno un'ulteriore introduzione, non so se si vede nella slide successiva, di un ulteriore bonus sociale di 200 euro che è stato diciamo aggiunto per i nuclei familiari che hanno un ISEE compreso tra i 20 e i 25 mila. Quindi diciamo che come abbiamo visto, chi ha un ISEE fino ai 9.250 o 20.000 comunque ha il suo bonus sociale ordinario, quest'anno avrà un ulteriore bonus sociale di 200 euro. Chi invece ha una soglia ISEE tra i 20.000 e i 25 avrà solamente questo bonus sociale di 200 euro, che possiamo dire non è una soluzione ovviamente alla situazione del caro bollette, ma è sicuramente un aiuto che può dare un po' di sollievo alle persone. Le proposte che noi abbiamo fatto per cercare di calmierare, di tenere sotto controllo i prezzi dell'energia li vedete qua. Ovviamente, come si diceva prima, poter disaccoppiare il prezzo dell'energia elettrica da quello del gas, perché non è più sostenibile che l'energia elettrica abbia un costo così elevato, perché appunto calcolato sul costo del gas. Allargare i criteri che definiscono la vulnerabilità di un soggetto, quindi in base ovviamente a quello che deciderà l'autorità di regolazione dell'energia elettrica e del gas, non potranno ovviamente essere, dal nostro punto di vista, applicate delle determinate tariffe solo ai soggetti ultra 75 anni o con un determinato reddito, ma i criteri insomma per la vulnerabilità possono e devono essere anche di altra natura. E poi ovviamente bisogna riformare l'acquirente unico, perché ovviamente deve avere un ruolo più forte per poter ovviamente indicare e poter dare un stop a questi aumenti ingiustificati dei prezzi. Ovviamente un'altra delle proposte che abbiamo fatto è quella di fermare i distacchi per morosità incolpevole, che è derivante ovviamente dalla povertà energetica, quindi l'impossibilità di un soggetto di far fronte al pagamento delle bollette può derivare da 1000 motivi. C'è chi ovviamente si dimentica di pagarle, ma c'è anche chi non si trova nelle possibilità oggettive di poterle pagare, e quindi noi chiediamo che per questi soggetti, che ovviamente versano in situazioni particolari, non si provveda al distacco della fornitura, perché sappiamo che di luce e gas ne abbiamo bisogno per ovviamente poter vivere e sopravvivere. Poi è fondamentale anche rivedere i costi che vediamo nella bolletta, quindi gli oneri fiscali, perché c'è la necessità di rivedere ovviamente la norma, perché ci sono degli oneri fiscali che non hanno più senso di esistere e che molto probabilmente, essendo utilizzati per attività che riguardano la collettività, sarebbe magari più corretto ribaltarli sulla fiscalità pubblica e non sulle singole bollette. E poi ovviamente c'è la questione del telemarketing, che è la piaga delle piaghe e che ovviamente porta alla sottoscrizione di contratti non richiesti, laddove il più delle volte si tratta di contratti che hanno dei costi al metro cubo o al kilowattora, quindi per il gas e per l'energia elettrica, indubbiamente fuori mercato e spropositati, e vengono appunto venduti ai cittadini con varie forme di artifici. Dobbiamo accelerare, Presidente, perché ho già forato, vediamo se ce la facciamo.
E basta, di fatto poi altre iniziative che sono utili sono quelle di un attento consumo, perché non tutti ovviamente sappiamo che ci possono essere dei piccoli accorgimenti per limitare i nostri consumi e conseguentemente diminuire ovviamente il costo della bolletta. Più chiari di così, avete preso appunti a casa, sapete che andiamo a scuola tutte le mattine a Sveglia Veneti, perciò imparate perché è importante, perché vuol dire avere più soldi in tasca. Già ne abbiamo pochi, speriamo anche di capire che dobbiamo capire cosa ascoltiamo e come risparmiare. Allora grazie veramente Presidente di quello che ha detto Presidente Capuzzo, veramente grazie. Allora Sindaca, invece cosa succederà nel suo comune, cosa sta facendo? Sagre dappertutto, questi sindaci se non ci fossero dovremmo inventarli, sono gli unici che cercano di far staccare la spina a queste persone con la convivialità, socializzare, esatto, per tutte le età. Lei cosa farà? L'impegno ovviamente di noi amministratori è massimo, proprio per cercare anche di andare a risolvere quelle problematiche che abbiamo anche portato sul piatto questa mattina, e quindi ecco che insieme all'attenzione all'ambiente che oggi deve essere massimo, perché anche questi cambiamenti climatici e quindi insomma queste piogge, queste acquazioni eccetera ci portano molto spesso ad attenzionare il territorio, dal verde ai fiumi eccetera. A parte questo l'attenzione alle strutture, ma c'è anche un'attenzione proprio massima e sempre di più al sociale, e con sociale dico certo l'attenzione alle persone svantaggiate, l'attenzione ai giovani, ma c'è anche questa attenzione di creare dei momenti di convivialità, e quindi ecco il portare ai cittadini degli eventi dove appunto ci possa essere una coesione sociale che porta poi a un'attenzione appunto verso gli altri e verso chi ne ha più bisogno. E quindi certo le sagre paesane, grazie alle associazioni che insomma, ai presidenti che si assumono anche certe importanti responsabilità nel creare degli eventi, perché ricordiamo che l'associazione e chi ne fa parte molto spesso si assume delle responsabilità che sono davvero importanti e che nel momento della sagra e della convivialità nessuno se ne accorge, ma sono veramente importanti e gravi. Quindi davvero da parte nostra amministratori un grazie proprio a chi si assume appunto questi oneri e queste responsabilità proprio per il bene di tutti. Grazie anche a Maurina Sessolo, sindaco di Fontanelle, grazie a Giovanna Capuzzo, presidente Federconsumatori Veneto, di essere stati con noi. Pubblicità. Sono atterrati ieri sera intorno alle 23:30 all'aeroporto militare di Villafranca di Verona i 4 bambini palestinesi tra i 2 e gli 8 anni, feriti e bisognosi di cure avanzate e multidisciplinari, presi in carico dal sistema sanitario del Veneto per essere assistiti. Ad accoglierli 4 ambulanze del 118 con personale medico coordinato dai direttori del SUEM di Verona, Adriano Valerio, e di Padova, Andrea Paoli. 2 dei piccoli pazienti, un bambino di 5 anni con un'importante immunodeficienza e forte denutrizione e un bambino di 14 mesi affetto da una grave patologia agli organi interni, sono stati trasferiti all'ospedale Borgo Trento di Verona. L'azienda ospedale Università di Padova si sta invece occupando di un bambino di 8 anni con lesioni oculari e di un altro bimbo di 2 con ustioni e traumi al volto. I 2 piccoli, che non sono in pericolo di vita ma sono interessati da gravi ustioni e serie lesioni agli occhi, resteranno ricoverati in pediatria, così da consentire ai medici di poter predisporre un piano terapeutico adeguato con la collaborazione di chirurghi plastici e oculisti. Ognuno di questi bambini sarà seguito in un percorso clinico personalizzato che comprende anche l'assistenza psicologica, comunica il presidente del Veneto Luca Zaia. Con questi ingressi, aggiunge, sale a 8 il numero dei bambini feriti a Gaza curati in Veneto nel corso dell'ultimo anno. Io ringrazio veramente il dottor Angelo Giacomazzi, chirurgo senologo, che però si occupa di medici per Gaza, e saluto anche il dottor Aldo Infantino, collega appunto del dottor Giacomazzi, soprattutto per capire cosa si sta facendo. Ecco, avete sentito la telefonata che è arrivata nella prima parte del nostro Leone Trebasele, che ha detto è inaudito vedere queste file di bambini che chiedono un po'
di cibo, ecco, le torture, le sevizie, veramente cosa fanno queste armi su questi corpi che non possono difendersi. Per fortuna però che in Italia qualcosa di buono c'è. Prego, dottor Giacomazzi, cosa ci racconta questa mattina? Abbiamo visto questo servizio molto importante e a volte io sono anche orgogliosa di essere italiana. Non sempre, ma qualche volta ci riesco grazie a queste immagini, a questi servizi. Prego. Grazie di averci dato questa opportunità. Noi siamo partiti non molto tempo fa, un po' studiando la storia, no? Perché il problema nasce molto prima del 7 ottobre ed è conosciuta la cosa, in cui c'è stata sicuramente quell'orrenda massacro di 1200 civili, migliaia di feriti, no? Che non avevano bisogno di modo di difendersi, e questa cosa è terroristica ed è ingiustificabile. Però, come sono tutti gli eventi terroristici, ingiustificabili, no? Però secondo noi ingiustificabile non vuol dire inspiegabile, no? Quando sparisce la speranza, no, in un intero popolo, arriva la disperazione, arriva il fondamentalismo, arriva il terrorismo. In questi anni sono stati ignorati moltissimi alert e report, ma non di chiunque, di medici di Save the Children, di Amnesty International, questi che sono i più famosi, no? Sull'uccisione di minori a Gaza prima del 7 ottobre, delle torture nelle carceri. Nelle carceri israeliane ci sono 600 cadaveri mutilati che non vengono restituiti alle famiglie perché non possono essere restituiti in quella situazione perché hanno subito le torture, no? E poi ci sono tante altre cose, insomma, che hanno portato a questo. Ci sono 1 milione di però in Israele non c'è un assoluto asservimento a questa cosa, ci sono 1 milione di israeliani che sono scappati. Adesso forse mi diceva il collega stanno ritornando dopo che in Iran non c'è più questo rischio di bombardamenti su Tel Aviv eccetera, però insomma ci sono 45 soldati israeliani che si sono suicidati per non fare quello che gli era stato ordinato, no? Ma soprattutto quello che ci ha coinvolto è il fatto che 36 ospedali di Gaza sono stati distrutti e c'è un accanimento proprio contro la sanità perché i palestinesi non devono essere curati. Quello che mi ha coinvolto è stato il racconto di un ortopedico che era 5 giorni che era in questo ospedale, notte e giorno, dormiva mezz'ora e poi continuava a operare, che a un certo punto ha dovuto tagliare un braccio a suo figlio senza anestesia. I suoi colleghi gli hanno detto: va via, prenditi tuo figlio, tornatene a casa perché sei distrutto psicologicamente, fisicamente, eccetera. Questo va a casa, gli bombardano la casa con i 5 figli e la moglie. A questo punto qua, cioè, non si poteva noi sanitari chiudere gli occhi e non sentire a questa roba, ma con le possibilità che abbiamo noi, cioè, non era possibile. Quindi è nata questa associazione, che è in tutta Italia. Nel Veneto è abbastanza importante, abbastanza seguita, 150 persone. E si occupa prevalentemente di tre cose, ha 3 attività. La prima attività è come si diceva e come lei ha annunziato, l'accettazione, la gestione di bambini con problemi fisici e anche sento psichiatrici, ma prevalentemente fisici, no? Soprattutto degli arti oppure della vista oppure ustionati perché ci sono queste bombe incendiarie. No? E soprattutto delle famiglie che li accompagnano, perché le famiglie che li accompagnano non è che possono dormire in ospedale, il nostro sistema sanitario permette di accogliere questi bimbi, però... Ma dove mettiamo le mamme, il papà, le famiglie? Esatto, quindi bisogna reperire appartamenti, trovare finanziamenti, trovare chi accudisce queste persone, trovare degli interpreti, trovare queste cose qua, che sono cose pesanti da fare, però si devono se si vuole si può fare. Poi allora aspetti un attimo, dottor Giacomazzi, perché non so se è arrivato anche un altro ospite, volevo salutarlo, Moreno Pesce, atleta paralimpico. Ciao Moreno, come stai?
Ciao a tutti, buongiorno. Tutto bene, grazie. Voi? Bene, io ho detto che sono orgogliosa qualche volta di essere italiana, lo faccio anche quando ho voi ospiti, voi che avete portato a casa più medaglie di normodotati, voi che veramente riuscite a far capire l'importanza di essere diversamente agili, come vi chiamo io, perché siete meravigliosi, vi muovete solo con mezzi e in maniera diversa, però siete veramente dei campioni numero uno. Perciò ti ringrazio Moreno di essere qui con noi questa mattina, poi ti darò la parola, che adesso invece passo, devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno, al dottor Aldo Infantino. Allora, dottor Infantino, abbiamo sentito quello che ha detto il dottor Giacomazzi. Ecco, però bisogna avere anche una certa sensibilità, perché bisogna partire, bisogna darsi da fare, bisogna mettersi in prima linea, non con le bombe, ma per curare, per prevenire, curare, per migliorare la situazione sanitaria di queste creature, di queste famiglie. Prego, dottor Infantino. Il punto che ha toccato è formidabile, nel senso che è il cuore di tutto il problema. Quello che facciamo è una goccia nel mare, ma sempre per citare anche alcune fonti importanti, quali il Corano, dice le vite salvate significa salvare l'umanità, anche se sono poche quelle che riusciamo a fare. Ma è il nostro compito, è il nostro giuramento di Ippocrate. Io che ho esperienza anche di terzo mondo, di lavoro in ospedali in Africa, assolutamente dico, non possiamo influenzare le politiche, non possiamo influenzare i movimenti, gli interessi spesso finanziari, ma almeno possiamo scendere a contatto con le ferite, con le malattie. E lo facciamo ovviamente gratuitamente in questo caso, no? No, lo specifichiamo bene, dottore, perché col business che c'è anche nel mondo del volontariato è meglio spiegare che questo è tutto gratuito, avete capito? Giuro che ci rimettiamo, ma no, cioè che ci credo, guardi, ci credo. Azioni, moltissime attività e dedichiamo molto tempo, soprattutto quelli che sono in pensione, no? Molto tempo a questa attività e in particolare quando noi vediamo bambini amputati. Adesso noi per esempio abbiamo fatto una petizione importante direttamente al ministro Tajani dopo che tutte le carte che erano state preparate per una famiglia particolarmente disgraziata, perché madre amputata di un piede, la bambina piccola di 8 anni B amputata alle gambe e un adolescente, sempre figlia della signora, amputata di coscia. È terribile, no? E hanno delle infezioni per le quali rischiano un'amputazione ancora più alta. Ed è una disperazione, non hanno cure, non hanno antibiotici, non hanno la possibilità, spesso non hanno gli stessi disinfettanti. E come diceva prima il dottor Giacomazzi, si opera spesso senza l'essenziale, senza l'anestetico. Immaginate cosa significa avere un figlio, avere un nipote, avere un vicino di casa, avere un amico che vediamo in questa situazione. Noi per un cane, per un animale, noi ci facciamo in 4. Medioevo. E per una persona così non riusciamo, siamo tornati molto peggio del Medioevo. È i rapporti di forza che devono gestire i rapporti internazionali. E quando si parla, per esempio, di caduta, di perdita, di sconfitta del diritto internazionale, ma immaginate se all'interno della nostra società dovessimo adottare gli stessi principi di forza che vengono adottati a livello internazionale. Noi non potremmo più uscire di casa, non potremmo più vivere. Il mio vicino che è più giovane, più forte, si viene a prendere le sedie, la casa e tutto da parte mia, no? Ma è incredibile questa cosa. Allora, in una società evoluta in cui il diritto è fondamentale per tutto. A Gaza hanno distrutto tutte le università, hanno distrutto 360 scuole, 61 di queste erano delle Nazioni Unite, quindi stiamo parlando di un problema che dovrebbe riguardare veramente la società intera a livello mondiale. Le Nazioni Unite partecipano tutti. Non hanno più futuro. Allora, dal punto di vista sanitario noi siamo veramente estremamente in difficoltà. Queste 3 persone che dicevo, di cui parlavo, tutta la documentazione a posto, si presentano al consolato di Gerusalemme, il consolato di Gerusalemme non dà i visti.
E allora questa italiano. è una piccola cosa per cui dice io da italiano stavolta mi vergogno un po', no? Perché il visto non viene concesso non perché non ci siano i presupposti, ma perché ci sono delle linee di condotta che vengono dettate altrove e quindi in alto. Ha fatto bene a dirlo e anche a specificarlo perché funziona così. Il problema è che non c'è trasparenza su questo, non vengono dette le cose che dicono e sentiamo quello che qualcuno vuole, non quello che dovrebbe essere di diritto. Perché qui da noi, nel nostro paese, nel nostro territorio, parliamo tanto di diritto alla vita, chi deve decidere se io devo morire o vivere, però qualcuno poi decidere di farti morire senza tante carte, schiaccia un bottone, parte il missile, arriva nell'ospedale o nella scuola e ciao, non hanno chiesto vuoi vivere o morire, vuoi l'eutanasia o non la vuoi, capisci che non ci sto più a sentire, allora bisogna anche togliere la maschera a queste persone e capire dove vogliono andare a parare, perché loro purtroppo, dottor Infantino, sono nella stanza dei bottoni. Noi come volontariato ce la mettiamo tutta, però lei capisce bene che poi la burocrazia, la voglia di fermare arriva da un'altra parte e noi non possiamo farci niente, però possiamo anche cambiare con la partecipazione, ecco, con questa famosa goccia che adesso forse dovremmo mettere un po' tutti, perché può capitare a chiunque di arrivare in queste condizioni ed avere questo fuori di testa che decide che il territorio non è più tuo ma è mio. Ecco, questa è perché ne nasce sempre qualcuno, non è che abbiamo terminato la storia. Aggiungerei un piccolo tassello, siccome noi siamo duri, no? E continuiamo nonostante il muro di gomma. Sabato sera abbiamo consegnato una lettera a Padova direttamente al ministro Tajani con l'elenco delle persone ferite che hanno bisogno di questo visto. Adesso vedremo. Impegnato, vediamo che succede. Perfetto. Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, io volevo dire quello che stanno dicendo i tuoi ospiti. Ma quei bambini ustionati su queste guerre non è che muoiono subito, è sotto queste macerie, ma quanto gridano senza gambe, senza braccia, il corpo martoriato. Ma questi 27 stati europei che fanno congressi, riunioni, non capisco chi deve far smettere questi massacri, ma non hanno figli quelli, o guardano solo per i soldi, ma guarda che lasciano qua tutto, la terra non è mica loro, è di tutto il mondo la terra che stanno bombardando e dopo parlano di ricostruzione se devono ancora finire la guerra. Come fanno a parlare di ricostruzione? E mandiamo soldi ancora, siamo tutti uguali, destra e sinistra non fanno niente. Vi saluto, grazie. Abbiamo sentito le riflessioni di Giusy, adesso andiamo a vedere, stacchiamo un attimo da Spina con queste bellissime immagini, andiamo a vedere questo video cevedale e salutiamo anche Moreno Pesce.
Allora Moreno, intanto grazie per quello che ci hai fatto vedere, per la forza, il coraggio, la determinazione di riuscire, ce l'ho fatta. Cosa vuoi dire Moreno Pesce? Ecco, come vedi questo mondo che soprattutto noi dobbiamo ringraziarvi per far capire che nonostante la difficoltà poi si riesce a risalire la cima e arrivare a dire ce l'ho fatta. Prego Moreno. Grazie mille intanto per la parola, per i complimenti, e volevo sintetizzare un po' il discorso della vita e della montagna come simbolo di reazione, di resilienza, un po' come montagna, Moreno, cioè il fatto della M, sai che è tutto un su e giù. Ed è un po' come nella vita, no? Nel momento in cui magari si sta vivendo un momento bello, ci possono essere degli imprevisti, tipo quello che è successo a buona parte di noi, parlo del mondo amputati, che ha avuto una criticità, un piccolo rallentamento di vita che li ha portati a toccare con mano delle criticità non da poco, quali quella di non riuscire a camminare o raggiungere degli obiettivi che in precedenza potevano essere raggiunti facilmente. Molto difficile paragonare queste cose con lo scenario di guerra di cui ho sentito parlare nei minuti precedenti. Non sono cose belle da far vedere nel mondo, però sono delle realtà che devono essere far viste, e il semplice fatto che sia stato distrutto il canale di comunicazione quando era il collegamento internet e quelle robe lì durante questa guerra vuol dire che non vogliono far vedere quello che succede. Io vedere dei bambini amputati mi si stringe il cuore ed è una situazione non propriamente simpatica da gestire. Capisco molte cose, capisco molte dinamiche di cui io non ho sicuramente competenze per gestire, però l'unica cosa che mi sento di dire è una profonda sofferenza per queste terribili immagini che si vedono, e stiamo parlando del 2025, non stiamo parlando del tempo della prima, seconda guerra mondiale. Qui stiamo facendo una guerra completamente fuori di senno, che non si capisce come le potenze del mondo non trovino un accordo per cercare di frenare questa strage. Queste amputazioni sono solo una parte di tutte le torture che stanno subendo questi giovani, che non dimentichiamo sono stati privati del loro sorriso, perché è difficile pensare a dei giovani sorridenti in mezzo a quelle situazioni. Vedo delle facce di bambini piene di sangue, con i cerotti, cose che non si vorrebbero mai vedere addosso al futuro di questi bambini. Pensavamo di aver imparato dalla storia, ma evidentemente non è così. Senti Moreno, però io sono dell'idea che dobbiamo dare speranza a queste creature in un futuro migliore. Tu ne sei una prova, anche se non hai più le gambe, anche se non hai più le mani, le braccia, ma puoi ancora vivere in maniera diversa. Spera. Allora ti faccio vedere una persona che fa parte anche del nostro direttivo, Fulvio Marotto, che lui all'improvviso si è trovato, come Bebe Vio, purtroppo questa malattia, a non avere più le gambe, a non avere più le mani, le braccia, il naso, il fegato. Grande persona. Guarda una cosa grande ha persona fatto. questo Fulvio. Adesso te lo faccio vedere. Ciao, sono Fulvio Marotto, sono nato in Svizzera, nel 2003 ho preso un'influenza, ho fatto setticemia, ho perso le gambe, le mani e il naso. Dopo un anno di ospedale sono tornato a casa e dopo qualche giorno mi sono costruito un paio di protesi per poter andare in macchina, perché non avevo le gambe. Il ricordo più importante che ho avuto è essere andato al supermercato da solo, quindi il giorno che mi sono sentito autonomo, perché sennò avevi sempre bisogno di qualcuno per spostarti. Dopodiché ho cominciato ad andare in bicicletta e già dopo una settimana riuscivo a muovermi, quindi a andare dove volevo in bici, perché in carrozzina non riesci a muovere gli scalini, è un casino muoversi, specialmente senza le mani, non è semplicissimo.
E poi via via ho cominciato a sviluppare questo nuovo sistema, perché le prime protesi mie erano in alluminio, erano proprio una cosa molto molto improvvisata. Poi ho cominciato a farle con le fibre, quindi con stampi e con gesso, e fino ad arrivare adesso che cammino insomma quasi meglio di prima. Ad esempio sciare, scio meglio di prima, pattinare, pattino meglio di prima, guidare la moto, guido meglio di prima. E tutto questo perché studio dei sistemi che mi aumentano la velocità dell'automatismo. Io faccio il meccanico, carrozziere, faccio tuttora. Quando sono andato a farmi le protesi su un grosso centro d'Italia, ero già andato con le mie protesi, quelle che mi ero costruito. Non avevo neanche i piedi perché avevo le mezze lune ancora 8-9 anni fa, e sono andato a farmi queste gambe. Poi sono uscito dal centro protesi dopo una settimana, 3-4 giorni, e camminavo meglio con le mie. Quindi tornato a casa e ho ricominciato a costruirle da me, quindi ho detto se io in 2 mesi ho fatto meglio, quindi tanto vale che managgio, e quindi ho continuato a sviluppare quello che stavo facendo. Sono finanziato in parte con l'Università di Trieste, con l'Aria Science Park, che sta finanziando i brevetti. Adesso quando si fa un invaso, una protesi, si prende la forma col gesso, tipo quando ti rompi un braccio ti fasciano e prendono la forma, dopodiché si danno delle pressioni diverse, quindi come fare una scultura. Il sistema che ho brevettato io salta questa fase di fare la scultura, quindi fai lo stampo direttamente alla protesi, quindi molto più veloce e chiaramente molto più efficace. Allora voglio sentire i miei ospiti, perché questo vi ho fatto vedere, perché noi dobbiamo dare fiducia a questi ragazzi che magari non hanno più coraggio neppure di guardarsi le braccia, le gambe, invece Fulvio dà questa speranza. Ho una bambina, dottori, gli ha chiesto: ma come mai tu non hai le dita? E io ne ho tante. Sei tu che ne hai troppe. Sì, ha detto, forse ha ragione, posso dargliene qualcuna. Capite il bambino che va oltre, che non vede come magari che schifo, che brutto, addirittura nei ristoranti. Perché io so Fulvio va a mangiare tardi perché non ci sia nessuno, perché a qualcuno dà fastidio vedere questa realtà. Invece noi dobbiamo iniziare a vederla, a toccarla, da farsi aiutare anche da persone come Fulvio che danno speranza. Fulvio non è mai arrabbiato, certo che è l'uomo più buono del mondo e naturalmente gli avvoltoi li ha tutti attorno, però c'è anche qualcuno che lo difende. Però noi dobbiamo, ragazzi come Fulvio, come il nostro Moreno, dare speranza a questi bambini, perché non sanno che c'è un'altra possibilità. Loro vedono l'unica possibilità, che è quello di non vedere più niente, di non essere più come prima. Cosa ne pensa, dottor Giacomazzi? Allora, è molto interessante questa cosa, perché noi abbiamo avuto aiutare per esempio una bimba che era senza un braccio e senza una gamba, e abbiamo avuto molta difficoltà a gestire l'inizio del trattamento, perché questi monconi erano fatti in velocità, insomma, dei monconi salvavita, cioè, quindi bisognava fare delle cose raffinate. Sei in un ospedale come Padova, insomma, non puoi fare, e quindi ricostruzione prima plastica, dopo altre raffinatezze per la sensibilità, sul nervo, eccetera, e poi mettere una protesi. La protesi in un bimbo non è che risolvi la situazione e lo mandi via, perché la protesi dopo qualche mese il bimbo cresce, quindi dovremmo innescare un processo di controllo periodico e di sostituzione delle protesi, eccetera. Quindi vorremmo anche essere messi in contatto con questa persona straordinaria, perché potrebbe essere anche di rivicendevole aiuto, promozionale per lui, e non le vogliamo regalate, no? Però
ci farebbe piacere servirsi di lui piuttosto che di multinazionali della ricostruzione delle protesi. Ecco, poi vi farò vedere col nostro regista altre immagini di Fulvio nello sport, cosa fa questo ragazzo, ma proprio, dottor Infantino, per dare speranza a questi bambini, dopo tanto orrore, vedere un po' di luce, andare in bicicletta, anche se non ho più le mani, perché Fulvio fa le manopole, le ha fatte anche per noi, per i bambini che non hanno la possibilità, e vanno in bicicletta da Dio, le porta in canoa con lui, li fa vogare. Capisci che dobbiamo dare speranza dopo tante brutture? Non possiamo farla con le multinazionali, perché la multinazionale un calzino costa 20 euro e Fulvio lo fa per 3 euro. Ma quello di Fulvio non va bene, bisogna vendere quello da 20 euro, lo dico io, non lo dite voi, lo dico io, però abbiamo il calzino da 3 euro, ce l'abbiamo. Dottor Infantino, poi sentiamo anche Moreno. Allora, il percorso di queste persone è estremamente difficile perché hanno una menomazione fisica in un contesto di danno psicologico impegnativo. Hanno perso la famiglia, hanno perso i fratelli, hanno perso la madre oppure hanno perso il padre, moltissimi rimangono orfani e quindi è tutta la persona che dobbiamo prendere in carico. E ci vuole molta dedizione e personale dedicato, professionalmente dedicato. Le protesi a cui stavamo tendendo con questa bambina in particolare è una protesi biomeccanica, nel senso che c'erano i nervi che vanno a comandare anche i movimenti del piede in un momento successivo ovviamente, quindi a crescita stabilizzata, ma questo vuol dire che noi dobbiamo sì prendere in carico queste persone. Dobbiamo fare in modo che non si faccia una fabbrica di invalidi però, no? Quindi bisogna prendere in carico queste persone quanto più se ne può prendere in carico con le nostre risorse e con le nostre energie, ma anche bloccare questa fabbrica terribile, terribile, terribile che non finisce più. Solo dal 7 ottobre sono state uccise 360 persone. Voglio dire, ieri sono bambini in fila in ospedale, sono stati uccisi in fila perché chiedevano cura. Allora dobbiamo utilizzare una doppia via, l'accoglienza, la cura, ma anche un minimo di blocco di quello che sta succedendo. Però bisogna pianificare e dare speranza. Ci siamo. Ecco, questo, prego, dottor Antoniazzi. No, sì, perché voler concentrare tante informazioni, però noi ci occupiamo anche di controinformazione, nel senso che viene pubblicizzata la cifra spaventosa di 60.000 morti. Allora la cifra reale sicura è di 100.000 morti, ma probabilmente è 360.000 persone che mancano all'appello a Gaza. E 360.000 persone è una città, è un numero sterminato. Quindi il progetto è proprio di sterminare. Non vogliono che venga chiamato genocidio, ma insomma non era genocidio neanche quello degli ebrei, visto che ne sono rimasti 7 milioni ancora in America, ma questo non si può dire, insomma. Ma è di ieri una pubblicazione sull'Avvenire di 7 sacerdoti sull'Avvenire, di 7 sacerdoti che denunciano un'aggressione anche ai palestinesi cristiani, quindi non è più un problema religioso, non ce l'hanno più contro l'ebraismo, contro l'islamismo. C'è un problema etnico, cioè sei lì, via. E questi 7 religiosi hanno avuto spazio in un giornale che, voglio dire, tutto sommato è credibile. È credibile. Allora sentiamo cosa ne pensa Moreno Pesce di queste immagini, soprattutto la speranza di riuscire a fare quello che magari non facevo prima, di cambiare lo sport, di cambiare la mia vita. Prego Moreno. Credo che il video che hai fatto vedere prima di Fulvio è un bel innesco di fiducia. Io sono 30 anni che sono amputato e ogni volta che penso a quello che è stato il mio start-up nella mia nuova vita rivivo le parole che ha detto Fulvio, no? Che bisogna
inventarsi un po' delle cose per cercare di tornare quanto prima operativi ed essere resilienti di risposta a quello che la vita ti ha tolto, cercando di valorizzare al massimo quello che c'è ancora e non quello che manca. Di sicuro la situazione che stiamo vivendo è solo una briciola, c'è un granello di sabbia in mezzo a quello che realmente succede lì. Il video del missile che arriva sulla porta dell'ospedale, le immagini si commentano da sé, non è che noi possiamo dire bianco quando è nero, è così, purtroppo c'è un grosso buco nero lì, stanno costruendo sempre di più un buco nero e noi vediamo inermi, non possiamo fare niente da qua se non fare pressione o manifestare il nostro dissenso, come tutti quanti ci vedete d'accordo, no? Non mi pare ci sia qualche discorso che esce dal seminato, però sì, dobbiamo cercare di sperare fino alla fine che ci sia ancora speranza per un cambiamento di ideologia, di mentalità, anche se questa guerra non è nata ieri, è dall'inizio del secolo, del 1900, che ci sono queste criticità, e se vediamo come si è espansa, come è sparito il territorio di Gaza negli anni, capiamo anche il valore di quello che ha detto il dottore prima di me, che stanno cercando di eliminare completamente le persone. Bisogna mai mollare su questa cosa, finché c'è una minima speranza, perché possiamo portare a casa un risultato di pace, di sistemazione economica. E anche di un nuovo futuro a questi ragazzi. Devo correre perché voglio far vedere anche il secondo video che mi hai mandato, Moreno, se no non ce la faccio. Andiamo a vedere il secondo video long e poi lo commentiamo. Poi ci deve dare come rintracciare questo marutto. Fa parte del mio direttivo? Adesso vi faccio vedere. No. Andrea? Tony te la sbagliava, ma non importa. Vabbè, vediamo anche questo. Moreno Pesce, ma adesso troviamo anche quello di Moreno. Moreno, cosa dici di questo uomo che dà speranza, che puoi farcela, puoi riuscire? Vedo che ti faccio sorridere, anche i dottori sono rimasti allibiti nel vero senso della parola, perché capisci che è l'unico che fa maratone di chilometri e chilometri, l'unico al mondo che fa le maratone con le protesi senza cambiarle. Vai Moreno. Fortuna di conoscerlo di persona, so che avete i contatti, me ne hai sempre parlato, è una persona che stimo moltissimo perché si è costruito da solo le protesi e ha provato a regalare ad altri la possibilità di mettersi in gioco. Ho sentito solo dei racconti su di lui e quindi mi piace ed è una persona con cui mi piacerebbe almeno incontrarlo per stringergli la mano, per dargli la mia totale solidarietà e sostegno, almeno nel mio piccolo. Allora guardiamo il video di Moreno Pesce adesso, vediamo se ce l'hanno.
la testa. Ciao, sono Valeria Masala, sono un'appassionata di trekking che a causa di un incidente ha dovuto accantonare per un periodo questa mia passione e sono qui a fare la DXT inclusiva sperando di riuscire a combinare qualcosa. Abbiamo un obiettivo abbastanza diverso dal solito, stiamo facendo un'experience con delle persone che è la prima volta che mettono piedi sulla montagna. Qui mi ha portato la mia passione per il trekking che ho dovuto accantonare per un po' di tempo visto l'incidente e niente, ho conosciuto Moreno e mi ha coinvolta in questa bella avventura e adesso proviamo a partire stamattina, dai! Valeria è una cosa grande per noi, nel senso che non abbiamo mai avuto assieme una persona con un'amputazione così importante come completamente il braccio, quindi non può usare le due bacchette o le due stampelle come solitamente utilizzano gli amputati transfemorali, ma userà un solo supporto e con quello cercheremo di avanzare il più possibile. Mi aspetto, vediamo che cosa riesco a fare innanzitutto perché questa è la mia prima prova veramente di un certo livello, diciamo così. E niente, mi aspetto che comunque sia una cosa veramente che parla di inclusione, ecco, che possa permettere a tutti di tornare in montagna, ecco. Ci piacerebbe raggiungere il Monte Ritte, il Museo Messner, partendo da Zoppè di Cadore, via Rifugio Talamini e affrontando questi 600 metri di dislivello positivo e negativo per la salita e la discesa. Che siete venuti per noi? Ce la siamo! Abbiamo... Ottimo, anche... La situazione è questa, come vedi, pendenza abbastanza impegnativa, sia qua per affrontare il traverso che per la discesa davanti. Cosa pensi di fare? Razionalmente, sei contenta di essere arrivata fino a qui? Più che contenta. Ti ritieni soddisfatta? Sì, assolutamente sì. Possiamo rientrare per una questione di sicurezza? Sì. È una cosa brava. Brava. Un po' di cosa croccante, no? Ma ne faremo ancora. Poi abbiamo proseguito un pezzettino nel bosco diretti sul Monte Rite, però le difficoltà per me oggettivamente erano troppe, ho dovuto, diciamo, ritirarmi, ecco. Sono tornata indietro al rifugio e niente, è finita così la mia avventura. Sono veramente molto soddisfatta, davvero tanto. È stato un momento particolare quando Valeria ha accettato il limite e ha saputo dire basta, mi fermo qui. Vedi, sono tutto acceso. Eccoci qua. Signori e signore, obiettivo raggiunto. E anche oggi l'abbiamo fatta. Grande, anche tu bravissimo. Grande.
Bellissime, bellissime. Moreno Pesce, complimenti. Dottor Giacomazzi, cosa diciamo, ecco, con queste immagini, con questa gioia di vivere nonostante la protesi, nonostante che non sono più quello di prima, ma faccio forse meglio di prima, come diceva Fulvio. Prego. È assolutamente straordinario ed è galvanizzante questa cosa ed è utilizzabile dal punto di vista psicologico, perché magari la protesi si trova, ma avere una protesi di questo tipo costruita da uno che ha il moncone, che quindi ha le conoscenze che non hanno qualche volta anche le ditte, è importante. E poi anche avere il sostegno di questa persona che ti dimostra che tu non sei diventato una nullità, tu sei, lui dice, anche meglio di prima. Certo, lui è anche galvanizzato eccetera dai suoi risultati, però è sicuramente una cosa importante. Noi curiamo tutte le possibili cose di cui veniamo in contatto e ci occupiamo anche, come si diceva, di 3 cose come sanitari per Gaza: l'accoglimento di questi bambini e delle famiglie, ma ci occupiamo di una cosa che secondo me è importantissima, che porta anche alla diffusione dell'informazione. Ci occupiamo del boicottaggio di prodotti, soprattutto farmaceutici, la ditta Teva, che sono israeliani e finanziano direttamente o indirettamente la guerra. Noi siamo andati anche a contatto con chi gestisce questo Teva in Italia, abbiamo manifestato la nostra perplessità e questi hanno dovuto accettare il fatto che e molti farmacisti veneti non vendono più questi prodotti generici, il Teva, e prendono altri generici, perché noi sappiamo, no, che di fronte al farmaco che ha il suo nome commerciale, poi quando scade il brevetto ci sono altre ditte che usano lo stesso prodotto con nomi diversi, gestendolo e fabbricandolo loro. Questi generici, la fabbrica di generici più importante del mondo è forse questa israeliana. E poi dopo ci occupiamo purtroppo anche di raccolta fondi, e di controinformazione. Come avete sentito, certe cose che abbiamo detto non sono scritte sui giornali e non le vedremo mai, non le leggeremo mai. E poi la raccolta fondi, perché questa cosa qua veramente abbiamo avuto grande facilità nella raccolta fondi, perché dove andiamo a battere suona sempre, sì. Però è importante agire su 3 cose e noi ci siamo divisi anche nella gestione di queste cose, vero Aldo? Prego, dottor. Grazie. Assolutamente sì, e come dicevo bisogna lavorare su più fronti, perché sanità significa curare, reinserire, dare speranza di vita, ma significa anche prevenire, evitare che ci siano nuovi morti, evitare che ci siano nuovi feriti e quindi promuovere anche l'accoglienza, cioè eliminare anche quelle barriere che ci impediscono di dare aiuto. Uno dei modi appunto è questo, il boicottaggio, no? Cioè creare un danno economico a una ditta che sostiene fortemente l'IDF, cioè l'esercito israeliano. È un lavoro che si fa in tutte le città d'Italia, in moltissime città d'Italia, un lavoro capillare. C'è un'associazione internazionale che lavora con noi o noi lavoriamo con loro, a seconda di come si preferisce, che si chiama BDS e che non nasce adesso ma è nata 20 anni fa, insomma. Quindi, BDS, l'acronimo di? Boicottaggio, disinvestimento e adesso non mi viene in mente la S, ma insomma ecco. Comunque questo è. Allora andiamo a vedere questo servizio, prof denuncia su Gaza, poi lo commentiamo. Siamo quindi qui per denunciare ciò che abbiamo visto. Abbiamo visto i corpi dei bambini straziati, gli arti amputati, i proiettili conficcati nel cuore e nel cervello, come attestato da numerosi medici internazionali in servizio a Gaza. Non rimanere indifferenti e assuefatti davanti alla violenza e ai crimini, ma denunciare, anche con un piccolo e simbolico gesto, come lo definiscono loro, lo sdegno di quello che sta avvenendo tutti i giorni in Medio Oriente.
Oltre a un centinaio di docenti del liceo Duca degli Abruzzi e degli insegnanti di pace della Castellana, ha consegnato una lettera alla Questura di Treviso perché si faccia portavoce presso il governo nazionale di un'istanza di rispetto del diritto internazionale e di quello umanitario e faccia arrivare gli aiuti nella striscia di Gaza, oltre a fermare le atrocità. Nulla giustifica la distruzione completa di un territorio, delle sue infrastrutture, dei campi coltivati, delle case, delle università e delle scuole, fino a rendere impossibile la vita in quell'ambiente. Nulla giustifica il bombardamento e la distruzione degli ospedali e del personale sanitario, anche in presenza di obiettivi militari. Nulla giustifica il blocco degli aiuti internazionali, la diffusione della fame e l'incarcerazione di chi cerca di superare questo blocco per portare cibo o medicine a Gaza, muovendosi in acque internazionali o in paesi limitrofi. Nulla giustifica lo spostamento forzato di una popolazione dal territorio in cui vive. Un gesto che non cambierà le cose forse, ma che si rende necessario perché il silenzio sarebbe complice. Quando l'intellettuale non ha più armi, non ci resta altro che leggere un testo e fare una denuncia, ma non sappiamo davvero capire questa cattiveria diffusa in questo momento. Chiaramente il Questore di Treviso non ha potere giurisdizionale su quello che sta accadendo in Israele e in Palestina, però quello che chiediamo è che le autorità italiane che sono rappresentate qui dalla Questura si facciano carico di questa richiesta. Questo è quello che vorremmo. Allora, dottore Infantino, come commenta? La cultura si sta muovendo, non l'ignoranza, che è un'altra cosa, la cultura che cerca di parlare di pace, che cerca di dare valore alla vita umana, alle persone. Prego, dottore. Io devo dire tanto di cappello a questa rete che ha dato spazio e voce, no? ad alcune verità che vengono nascoste invece dal cosiddetto mainstream, no? dai giornali più importanti. Le notizie vengono relegate in quarta pagina o delle notizie diventano delle trasformate. E noi ci giustamente, no? Ci indigniamo fortemente perché un terrorista uccide 4 persone a Monaco, come è già successo, o a Nizza, però non ci indigniamo perché tutti i giorni vengono uccise dalle 60 alle 100 persone in una terra lontana che ci viene nascosta. Perché non ci indigniamo a sufficienza? Perché dopo un po' si cala un velo su quello che, sui giornali principali, sulla comunicazione ufficiale, no? E quindi per questo dico, ringrazio molto questa rete che ci ha permesso di portare a galla un problema molto molto serio. Non si può lasciare la gente senza acqua. Banalmente la ACS, che è una delle associazioni più impegnate a Gaza, da prima ancora che ci fosse il conflitto attuale, con sede a Padova, bene, comprano l'acqua da Israele a $10 il gallone, quindi pagano una tassa enorme e occorrono dei fondi. Acqua, stiamo dicendo, immaginate cosa vuol dire tenere in piedi una famiglia senza acqua, vivere con le fogne aperte perché sono state bombardate. 1700 chilometri di rete idrica saltata e non si può far entrare l'attrezzatura che serve per fare le riparazioni delle tubature idriche. L'assenza di elettricità adesso comporta un danno enorme agli ospedali. Lo diceva prima, ci sono ben 4 o 5 neonati in una stessa culla termica perché non possono alimentare tutte le culle che ci sono in quel residuo di ospedale. Sono delle cose strazianti, sono delle cose che se ci toccano da vicino e le vediamo, allora ci impressioniamo, capito? Allora andiamo a vedere anche Belluno per Gaza, così vediamo, ecco, qualcosa si sta muovendo, andiamo a sentire. Palestina libera è il mantra gridato col nodo al petto dalla comunità bellunese scesa in piazza per schierarsi a fianco del popolo palestinese da oltre 600 giorni, vittima della furia omicida dell'esercito israeliano perpetrata attraverso le bombe, la fame e il terrore. Un genocidio le cui immagini drammatiche rimbalzano sui social, alimentando il senso di impotenza di chi ripudia ogni forma di violenza, specialmente se a scapito degli ultimi, degli indifesi, dei bambini. I bambini che stanno morendo, le donne stanno violando
violentando, veramente siamo qua per aiutare loro, almeno per mangiare, perché per questo cosa i bambini stanno morendo, per favore fate qualcosa. Assieme a questa donna, la cui famiglia vive proprio a Gaza, centinaia, a cominciare dagli studenti, si sono stretti nel dire basta a un massacro dalle responsabilità anche politiche, pagato con la vita di decine di migliaia di civili. Noi non ci giriamo dall'altra parte, ma tante persone nel nostro governo invece lo stanno facendo e continuano a farlo, e noi siamo qui per rivendicare che vogliamo un'educazione alla pace, un'educazione che ci parli di quello che sta succedendo in Palestina. Quando la formazione di un popolo passa per la negazione di un altro, significa che c'è qualcosa veramente che non va. 80 anni non hanno insegnato assolutamente nulla, dobbiamo finire questo genocidio perché la Corte internazionale si è espressa, questo è un genocidio. Il popolo palestinese è mortificato e umiliato da decenni, in vari modi, e noi siamo sempre stati nel silenzio. Penso che sia assurdo continuare a girare la testa dall'altra parte, ecco. Tutti quanti dovremmo rendercene conto, abbiamo le immagini sotto gli occhi di tutti, ci sono. È ora di alzare un po' la testa e protestare un pochino, ecco. È una cosa necessaria che tutti, al di là delle idee politiche e degli schieramenti, dovrebbero assolutamente fare, perché ne va dell'umanità intera, questo è fondamentale. Allora, dottor Giacomazzi, come commentiamo questo territorio che si sta muovendo? Non a caso siamo il territorio con più alto numero di associazioni di volontariato, perché bisogna anche dirle le cose, anche se anche qua la politica sta mettendoci con le spalle al muro, qua sarà da discuterne più avanti. Per fortuna ci sarà un po' di aria fresca e chissà che qualcosa cambi. Dottor Giacomazzi, come commentiamo? È che è straordinario il movimento che sta nascendo attorno a questi concetti, no? che sono concetti universali, sì. E c'è una discriminazione anche nell'analisi delle... Dottor Giacomazzi, il microfono dove è finito? Allora, intanto che troviamo il microfono, dottor Infantino, come commenta le immagini? Beh, credo che ci sia da gioire per il fatto che sia nata e cresciuta bene una sensibilizzazione pubblica. Sì. E come diceva l'intervistata prima, indipendentemente dal schieramento politico, no? Attuale, almeno nella base, nel popolo, poi gli schieramenti politici o meglio partitici stanno facendo dell'altro, però la base, la popolazione, la gente comune sta sentendo il dolore che nasce da quel posto, da un posto martoriato e soltanto per potere e per motivi finanziari. Non va bene, ed è giusto che ci sia un sollevamento, che ci sia una voce sempre più alta, sempre più forte e sempre più motivata, anche perché l'informazione comunque sta arrivando. Dottor Giacomazzi? Ed è straordinario quello che è successo, nel senso che quando c'è un evento che dura per molto tempo, c'è un fenomeno che si chiama mitridatizzazione, cioè tu ti abitui un po', insomma, sì, vabbè, sì, ormai, sì, vabbè, ti rassegni o addirittura qualche volta, visto che niente puoi fare, te ne freghi, no? E poi passi da un'analisi, per esempio in Ucraina, con tutto rispetto, i morti venivano identificati con nome, cognome, eccetera, invece in Palestina erano morti e basta, morti e decine di morti. E cosa ho notato? Ho notato che non c'è questa assuefazione, anzi c'è sempre un'indignazione che monta sempre di più, che è straordinaria questa cosa, per fortuna. Sono contento che ci sia questo coinvolgimento, purtroppo è motivato dal fatto che la guerra non finisce, ma non c'è l'abitudine che c'è stata in molte altre cose, perché ormai per esempio sull'Ucraina la televisione diceva sempre le stesse cose e vabbè, l'Ucraina è lontana, pazienza. Invece sulla Palestina la gente è coinvolta sempre di più e ci sono sempre più realtà e di volontariato, ma anche non legate a nessun tipo di associazionismo, che sono coinvolte e si indignano. E speriamo che questo serva, insomma, no? Allora andiamo a vedere, chiudiamo col video Forcella di Moreno Pesce, che poi saluteremo. Andiamo a vedere questo video.
Complimenti Moreno, veramente grande complimenti. È caduto Moreno, comunque te li facciamo. Moreno ormai il segnale non c'è più, lo salutiamo e lo ringraziamo per quello che ci ha dato e fatto capire la speranza che non muore mai, la gioia di vivere che ritorna nonostante gravi amputazioni. Allora, come ci saluta, dottore Infantino? Con un gesto di speranza e di lotta, se vuole, no? Lotta civile, lotta pacifica, lotta che continua su quei 3 fronti che già ha detto il dottor Giacomazzi, quindi da un lato l'accoglienza, la sensibilizzazione pubblica e dall'altro eventualmente tutte le forme che possono incidere anche finanziariamente su Israele e convincerlo che questa è la strada sbagliata. Sentiamo come ci saluta il dottor Giacomazzi. Prego, dottor Angelo Giacomazzi. Ribadisco una cosa che ho detto altre volte che ha detto il dottore, che questa che sembra una TV commerciale invece è una TV di servizio e grazie a lei porta a conoscenza di tante persone che sono a casa, che magari stanno stirando distrattamente o stanno cucinando, delle notizie che altrimenti non arriverebbero nelle loro case, quindi la ringraziamo ancora di più. Grazie a voi invece di essere stati i miei ospiti. Pubblicità. E saluto Giovanni Kerr, presidente Federalberghi Treviso. Grazie presidente. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Di essere qui con noi. Saluto anche Matteo Perilli, presidente Associazione Medici Specializzandi Padovani. Grazie anche al dottor Perilli, grazie di essere qui. Ecco, un giovane, sentiamo come vede dal suo osservatorio importante la situazione sanitaria, questi giovani che veramente dopo tanto fatica, studio, diplomi, laurea, devono andare all'estero per trovare soddisfazione. È così, non è così? Cosa si potrebbe fare per cambiare? Però partirei proprio dal presidente Giovanni Kerr. Presidente, allora questa visita di Bezos con consorte, questa pletora di amici multimilionari che hanno visitato Venezia, che hanno dato un indotto anche molto importante, eppure da che parte si vuol vedere quale angolazione preferisci. Lei da quale angolazione ha visto questa visita, questo matrimonio di Bezos? Ma intanto devo dire che ci ho provato, ma purtroppo non sono stato invitato e quindi non sono potuto andare a queste bellissime feste. Mi sarebbe fatto molto piacere parteciparvi. Ma io credo che poter ospitare dei personaggi con questa visibilità sia una grande opportunità per Venezia prima di tutto, ma anche per tutto il Veneto, quindi anche per la nostra provincia. Ricordo ancora quando si è sposato l'attore George Clooney, voglio dire, le prenotazioni negli alberghi sono aumentate per 1 anno e mezzo conseguentemente a questa cosa qua, quindi sono uno dei più grandi mezzi pubblicitari che possiamo scegliere, perché se un miliardario, se una persona che ha una visibilità del genere, che può scegliere di andare dove vuole, sceglie la nostra regione, sceglie il Veneto, vuol dire che qualcosa di buono abbiamo, che qualcosa offriamo, no? E il bene va sicuramente a Venezia in primis, perché ha scelto Venezia, ma anche tutto il nostro territorio. Non dimentichiamo che Treviso in passato era il giardino di Venezia, per cui chi va a Venezia e sempre di più i turisti cominciano a fermarsi nel nostro territorio e andare a conoscere anche tutte le bellezze di Treviso, no? Quindi trovo una grande opportunità, Mirella. L'Italia è il giardino del mondo, dove non a caso noi abbiamo i più grandi numeri protetti dall'UNESCO per queste meraviglie che abbiamo, gli unici nel mondo, forse vorrà dire qualcosa. Allora chiediamo anche al dottor Perilli. Dottor Perilli, cosa vuol dire cercare anche di capire quella che è la possibilità di emergere grazie anche allo studio, alla cultura, di aiutare le comunità? Prima abbiamo visto cosa sta succedendo a Gaza, questi medici nostri padovani, veneti, che hanno deciso di aiutare il dottor Giacomazzi, il dottor Infantino, assieme a tantissime altre persone, per cercare di portare un po' di speranza, un po' di luce anche con molti giovani. Com'è la situazione dal suo osservatorio, dottor Perilli? La situazione è, intanto grazie per l'invito, per la partecipazione e per averci dato spazio in questa rete.
La situazione è stata ben descritta anche prima, è difficile. È difficile perché a fronte di una carenza che si è sentita nell'arco degli scorsi anni, ad oggi stiamo invece osservando una condizione contraria di eccesso di numeri, di eccesso di personale dal punto di vista medico-informazione, che certamente non sta facendo bene a quella che è la formazione appunto dei nostri medici specialisti e quindi futuri curanti. Non a caso stiamo assistendo ad un incremento del numero dei medici che emigrano verso l'estero, in particolare verso la Germania, verso la Svizzera, verso l'Austria, ma anche verso paesi più lontani, distanti, verso il Medio Oriente, piuttosto che verso gli Stati Uniti, in cerca di situazioni e di condizioni di lavoro migliori, perché uno Stato che purtroppo sta formando un numero di medici eccessivo e che quindi non può garantire una qualità del lavoro poi nel futuro, non è uno Stato che dal punto di vista di un medico in formazione poi può effettivamente garantire il benessere futuro. Dottor Perilli, però noi sentiamo al momento mancano medici, però abbiamo sentito, come ha detto giustamente lei, che fra pochi anni ce ne saranno tantissimi. Il problema è trovare e capire qual è l'anello che si è interrotto, l'anello che dovrebbe veramente, come dice lei, cercare di ampliare questa visione della sanità e soprattutto cercare di capire che questi specializzandi alla fine sono dei medici a tutti gli effetti. Certo che devono fare dei tirocini, però io molte volte dico che a me farebbe piacere essere curata da un giovane specializzando, perché sono preparatissimi, siete preparatissimi, è questo forse che non arriva, no, se massa giovane, se un dottorino. Io ricordo sempre, e lo dico, sa, dottor Perilli, il direttore generale dell'ULSS2, il dottor Benazzi, che ogni volta che sentiva la parola dottorino scattava dalla sedia e vi difendeva a spada tratta. Questi sono dottori a tutti gli effetti. Cosa dice, dottor Perilli? Anche questo serve, ecco, venire in trasmissione e far capire alle persone che ascoltano che dovevano aver fiducia di questi ragazzi, di queste ragazze, sia uomini che donne, perché sono veramente preparati. Certo che devono fare dei percorsi, ma la preparazione c'è. Prego, dottor Perilli. La preparazione c'è e non solo. Dico anche che il suo auspicio di essere curata magari un giorno da qualcuno in formazione, da un giovane medico in formazione, in realtà è già una realtà ben strutturata all'interno di tutti gli ospedali, non dico solo del Veneto, ma parlo anche a livello nazionale. Perché i medici in formazione, nonostante il contratto dica una cosa ben diversa ed anzi esattamente il contrario, in realtà poi effettivamente esperiscono le attività mediche e sanitarie, talvolta anche al posto del personale strutturato, per delle carenze che sono di organico dovute ad un calo di assunzioni che c'è certamente stato nell'arco degli anni scorsi e sul quale sicuramente che non può essere negato, ma quanto altrettanto non può essere negato il fatto che, e facilmente può essere controllato da chiunque collegandosi al sito, per esempio per il Veneto di Azienda Zero e dando un'occhiata ai concorsi, ad oggi faccio un esempio, un concorso in chirurgia per 3 posti si sono presentati in 300 candidati. Parliamo di medici, appunto, non solo specialisti, ma anche medici in formazione, perché adesso la legge lo permette, ma che certamente sono superiori rispetto a questi posti messi a bando. Di fronte a queste cose, qual è la risposta? La risposta paradossalmente è renderci conto che tutto ciò deriva da una programmazione sbagliata fatta nel passato. E se non si vuole tornare in una situazione di, noi la chiamiamo pletora medica, ma che poi in realtà è un imbuto lavorativo che porta poi il medico, che costa dei soldi allo Stato e alle tasche dei cittadini, perché il processo di formazione di un medico da studente a specialista
impiega circa 200.000 euro, e parlo di soldi pubblici, non vado a valutare solo anche gli aggravi in tasca alle singole famiglie. Ecco, di fronte a questa spesa poi effettivamente il beneficio diventa nullo. E vado a chiudere dicendo che i numeri ci dicono una cosa ulteriormente diversa, che nei prossimi anni, dal 2027, quindi ormai ci siamo quasi, la vera carenza non sarà più del personale medico, ma sarà del personale sanitario di altro genere, come ad esempio gli infermieri, tutte le professioni sanitarie, ma soprattutto gli infermieri preoccupano in particolare, perché si parla anche di 10.000 unità in meno solo per il Veneto. Grazie dottor Perilli, soprattutto per aver fatto capire che non sono i numeri che delle volte sentiamo, questi concorsi deserti. No, non ci sono solo concorsi deserti, ci sono concorsi dove questi ragazzi, questi dottori cercano di entrare ma non possono entrare. Avete capito qual è la realtà? Allora sentiamo, Presidente Cari, invece numeri che mancano anche negli alberghi, nelle strutture, ecco questo personale, ecco quei lavori umili specialmente, ma non solo, Vero. Cuochi, aiuto cuochi, di tutto e di più. E soprattutto volevo farle questa domanda: quanto è importante per il turista arrivare in una città, in un territorio dove c'è una sanità che funzioni? Perché può capitare che io sto male, sono sicuro che in quel posto sarò curato. C'è questa consapevolezza e questa richiesta? Ma allora, sicuramente c'è questa richiesta. Ti ringrazio Mireia delle domande, perché mi permette di aprire un discorso molto importante. Il turista oggi che viaggia vuole avere anche determinate garanzie dal punto di vista sanitario. Una volta se viaggiavano i giovani, oggi sono sempre più gli anziani che stanno viaggiando, e gli anziani vanno dove c'è anche un certo tipo di assistenza sanitaria. E in Italia, adesso proprio per rispondere al dottor Perilli che ascoltavo con interesse, secondo me uno dei punti critici sono i pronto soccorsi. I pronto soccorsi che sono oggi spesso e volentieri in una situazione di cattivo funzionamento, perché oggi qualsiasi mi faccio un taglietto, dove vado? Vado al pronto soccorso, ho un po' di tosse, non c'è più il medico di base, perché di fatto non c'è più, vado in pronto soccorso, intasando, creando un imbuto importante su questo, ed è una cosa che trova anche il nostro turista, perché quando il nostro turista sa e si sente poco bene, dove va? Va al pronto soccorso, trova delle code lunghissime, trova del personale che purtroppo non parla solo italiano, non parla inglese, non parla nessun tipo di lingua, spesso e volentieri, quindi questo è uno dei disagi che il turista può trovare quando viene da noi. A noi invece manca il personale, ed è un problema che si è molto rafforzato durante il Covid. Durante il Covid tutto il nostro settore è andato in crisi importante, perché nessuno viaggiava, molti alberghi chiudevano. Fortunatamente il governo ci ha sostenuto con tutte le attività, diciamo, di a cassa integrazione, quello via dicendo, però alla riapertura molti hanno incominciato a dire: ma io perché devo andare, dei giovani soprattutto, perché devo lavorare il sabato e la domenica? Preferisco andare a lavorare in fabbrica, il sabato e domenica andare a fare festa con i miei amici. Ma nel nostro settore invece bisogna lavorare di più il sabato e la domenica, quindi c'è una fondamentale difficoltà di trovare il personale, e per contro non abbiamo nemmeno le elasticità e le agevolazioni che invece il nostro settore avrebbe bisogno di avere, quindi anche gli stipendi non sono così attrattivi. Quindi abbiamo bisogno di trovare e di rendere il nostro settore più attrattivo, come sicuramente da un punto di vista, diciamo, anche dello stipendio, quindi delle risorse economiche per chi ci lavora, e anche avere la possibilità di portare nuove persone, nuove figure, giovani soprattutto, perché è un settore giovane dove i giovani
imparano anche a vivere, perché diventa anche vivere in un albergo è anche una scuola di vita, perché io in un albergo incontro il mondo, incontro i clienti cinesi, incontro quelli giapponesi, capisco l'enorme differenza che c'è fra queste due nazioni, incontro tutti gli europei e capisco le differenze, quindi diventa anche un modo per crescere culturalmente e per fare una grande esperienza di vita. Sentiamo come commenta il dottor Perilli questi pronti soccorsi intasati, ecco, questi medici di famiglia, molti di loro che non vogliono andare nelle case di comunità, hanno già questi studi molto attrezzati. Ecco, lei come vede questa situazione? Come la vedete voi giovani specializzandi? Ecco, questi punti da domanda che ci sono un po' dappertutto. Prego. Allora, punti di domanda sui pronti soccorso purtroppo non ce ne sono, mi spiego. Che i pronti soccorso subiscano la mancanza di un vero e proprio filtro territoriale e quindi in taluni casi di una mancata capacità di intercettare il paziente ad un livello precedente, questo è assolutamente vero. Gran parte degli accessi a livello nazionale, non parlo chiaramente solo della nostra regione, sono per problematiche non urgenti. Il pronto soccorso andrebbe destinato solo alle problematiche urgenti. È chiaro che di fronte a delle situazioni territoriali difficili, e non parlo certamente di grandi nuclei urbani dove comunque bene o male l'assistenza sanitaria garantita anche a livello del medico di base, ma soprattutto di quei distretti maggiormente complessi dal punto di vista geografico, il pronto soccorso diventa un qualcosa di facilmente accessibile, di certo, attraverso il quale il cittadino può presentarsi. E questo genera però una situazione di chiaramente difficoltà per il medico, perché se le urgenze esistono, e le urgenze esistono, e chiaramente chiunque ha avuto più o meno di noi un'esperienza in pronto soccorso e sa che esiste un discorso di priorità per accedere, dove alcune cose non sono differibili mentre altre sì, questo genera, associato a delle carenze strutturali che però non sono dovute all'assenza del medico, perché i medici, attenzione, vi sono, tanto vero che i pronti soccorso non chiudono, sono affollati ma non chiudono, si trovano a dover appunto lavorare in condizioni di lavoro scadenti, in condizioni di lavoro difficili, soggetti ad aggressioni, e lo conosciamo tutti questa problematica, soggetti ad un carico anche dal punto di vista legale non indifferente. Io nello specifico faccio medicina legale, per cui seguo anche direttamente spesso questo tipo di casi, e purtroppo rappresentano uno scoglio importante. La rivoluzione del nostro sistema sanitario non può non partire dal territorio. I medici di base sono una categoria che purtroppo negli anni è stata, diciamo, demansionata da filtro a medico certificatore, tra virgolette, e subendo un carico che vuoi che sia di fatto burocratico o certificativo, di certo non aiuta poi nella parte assistenziale, perché ricordiamoci che nel momento in cui interfacciamo con un medico, comunque stiamo interfacciando una persona che, sebbene abbia votato la sua vita alla medicina, rimane una persona a tutto tondo con una sua vita, diciamo, delle sue problematiche, delle sue difficoltà che certamente certe volte hanno un impatto e rendono anche difficile prendere alcune scelte in termini di qualità della vita, diciamo, dal punto di vista della professione, ecco. Molto chiaro, dottor Perilli, la ringrazio anche per quello che ha detto. Forse dovremmo ritornare ad avere il medico di famiglia di una volta. Ecco, il problema è che non è colpa nostra, qualcuno ha deciso di fare questo, non è che ci inventiamo niente, però i numeri mancano, non abbiamo questi medici di famiglia, questa è la verità, non abbiamo giovani e non abbiamo persone che possono lavorare, perché non ci sono, non che non vogliono lavorare, non ci sono. Il diverso a qualcuno fa paura, perciò paletti su paletti, invece il diverso potrebbe anche lavorare e possiamo insegnare anche a lavorare, ci sono lavori che non ci vuole la laurea o il diploma per essere fatti, eppure non si fanno neppure quelli, perché dividi e ti impera. Questo secondo me è il motto che vige. Cosa ne dice
Presidente Kerr? I romani avevano ragione. I romani avevano ragione. No, io credo che, voglio dire, una persona, un giovane medico, dopo aver studiato tanti anni, perché una laurea impegnativa, andare a fare il burocrate, probabilmente sceglie di fare un'attività diversa, se proprio devo scegliere. Infatti i medici di famiglia non ci sono, perché quelli che c'erano se ne sono tutti scappati, hanno cambiato mestiere. E noi invece abbiamo tanto bisogno di manodopera, e manodopera che non troviamo nelle pulizie delle camere, non troviamo nel facchinaggio, e stiamo veramente chiedendo aiuto al governo, alle autorità, perché ci diano una mano su questo. È stato fatto a Venezia un esempio molto bello, molto interessante, che prima le stavo raccontando, che è la collaborazione col carcere femminile della Giudecca. Grazie all'intervento del questore della prefettura di Venezia si è ottenuto un permesso per le carcerate di poter andare a lavorare, a fare le pulizie negli alberghi per un 8 ore al giorno. Adesso non conosco esattamente la prassi burocratica, comunque, però il risultato è stato molto bello, molto efficiente, molto contenti. Queste donne erano felici, lavoravano, erano felici di essere lì, di poter dare una mano e di lavorare. Quindi mi chiedo, ne discutevamo prima. Lo chieda davanti alle telecamere, Presidente Kerr. Ci chiediamo, tutti questi giovani immigrati che arrivano, che non lavorano perché non possono lavorare, non gli permettono di lavorare, quindi se non lavori come ti mantieni? Delinqui. Allora noi abbiamo bisogno, perché non troviamo un sistema per poter usare tutte queste risorse giovani, capaci, con gente che ha voglia di fare? Aiutateci. Presidente Kerr, un'altra cosa, com'è il turismo? Com'è cambiato il turismo? Cosa richiede il turista anche per quanto riguarda gli alberghi, l'albergo in generale? Ma allora, il turista, diciamo, è cambiato moltissimo dopo il Covid, è un turista diventato più attento all'esperienza. Quindi non si accontenta più di venire, di fare una foto dove è stato e poi proseguire il viaggio, ma vuole conoscere il territorio, quindi andare, poter parlare con chi vive nel territorio, andare nel locale tipico del territorio, conoscere i cibi tipici, tradizionali di quella regione, fare l'esperienza enoalimentare, quindi sui prodotti del territorio, quindi un pochino entrare in questo. E quindi è fondamentale che tutto il territorio cresca da questo punto di vista, che capisca che dare ospitalità e aprire l'ospitalità verso i turisti, verso gli ospiti, è una cosa importante. A Treviso stiamo assistendo ad una crescita importante nel nostro territorio, grazie anche ai tanti voli che adesso arrivano sull'aeroporto di Treviso, che in passato arrivavano a Treviso e andavano a Venezia. Oggi invece incominciano a fermarsi sul territorio. Perché? Perché si sta sviluppando un passaparola e quindi diciamo il turista che arriva viene detto fermati a Treviso perché è bello, perché ci sono tante cose da vedere, il centro della città è bellissimo, è meraviglioso, sembra una Venezia ma in terraferma, fuori appena d'intorno c'è tutto circondato dal verde, ci sono un sacco di ville venete bellissime, c'è la zona del Prosecco che è patrimonio dell'UNESCO, andare a vedere Prosecco, che ormai è diventato un brand importante, sempre più attenti all'estero ad andare a visitare il Prosecco, e quindi diciamo il cliente si ferma sempre di più nel nostro territorio e vuole conoscere sempre di più le offerte che ci sono. Ecco allora che tutte queste manifestazioni, parliamo del tiramisù, per esempio della World Cup tiramisù, le sagre, le feste, le cose tradizionali che offre il territorio vanno prese, valorizzate, e adesso con la nuova DMO, quindi con la nuova Fondazione per il Turismo della provincia di Treviso, sarà importante andarle a raccontare in giro e comunicarle per fare rendere conto che cosa? Che il territorio di Treviso è proprio un territorio
territorio ricco di tradizione, genuino, perché sarà uno dei termini del nuovo brand che andremo a fare su questo, e quindi creerà ancora più attrazione verso la clientela straniera. Dottor Perilli, come ci saluta? Il tempo è finito, con quale messaggio vuole chiudere? Mi riallaccio a quanto detto dal Presidente, che ringrazio. Ricordiamoci che per salvaguardare il territorio e salvaguardare anche la nostra salute dobbiamo anzitutto salvaguardare l'SSN e pretendere una sanità che funzioni e che per funzionare sia adeguatamente programmata per farlo. Grazie mille per l'ascolto. Grazie a lei invece, veramente grazie dottor Perilli di essere stato con noi, Presidente Associazione Medici Specializzandi Padovani. Sentiamo come ci saluta il Presidente Kerr, un minuto. Ma allora in un minuto io vi dico: venite a visitare a Treviso, a tutti i turisti e a tutta la gente del nostro territorio, accogliete questi turisti con a braccia aperte, perché renderanno il nostro territorio, la nostra provincia ancora più bella. Grazie a tutti e buon lavoro e buona giornata. Io ringrazio veramente i miei ospiti, capite l'importanza anche di accogliere, ecco, tutti noi dobbiamo mettere questa famosa goccia e di vedere il diverso in maniera come una persona che può anche aiutare a crescere la comunità, perché una volta eravamo così, siamo cambiati un pochino, ma forse riprenderemo le nostre origini. Grazie, grazie, andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Benvenuti. Oggi avrei il piacere di fare insieme a voi una sfogliatina al profumo di agnello e asparagi. Per questa ricetta avremo bisogno di polpa di agnello, e quindi noi abbiamo già tagliato a cubetti un po' di polpa di agnello, punte di asparagi verdi, un po' di besciamella preparata in anticipo e lasciata raffreddare, besciamella abbastanza densa, un po' di pasta sfoglia e un goccio di brandy. Una ricetta semplice che si può preparare anche il giorno prima e si cuoce all'ultimo istante. Iniziamo con il preparare il ripieno della sfogliatina. Prendiamo una noce di burro, la mettiamo in padella e la facciamo sciogliere un attimino. Quando il burro si sarà sciolto, uniamo la polpa a pezzettini e la facciamo cuocere brevemente, un minutino e mezzo, il tempo che vada via il colore della carne cruda e si rosoli un attimino esternamente. Dopo un minutino aggiungiamo gli asparagi che abbiamo già tagliato a pezzettini, amalgamiamo un po' il composto, controlliamo con un po' di sale e, se gradite, un po' di pepe, e poi mettiamo un goccio di brandy. Facciamo cuocere il tutto un minutino o due, il tempo che la parte alcolica del brandy evapori, stando sempre attenti a non dar fuoco alla propria abitazione, e quando la fiamma si sarà spenta potremmo unire la besciamella, che deve essere circa il doppio del peso del ripieno della carne e degli asparagi, per darvi un'idea dei rapporti che ci sono fra la crema, la carne e gli asparagi. Spegniamo pure il fuoco, giriamo bene il tutto in modo da amalgamare il composto e lo lasceremo raffreddare. Raffreddandosi diventerà leggermente più solido e sarà il ripieno ideale da mettere all'interno della pasta sfoglia che ora andiamo a tirare. Mentre il nostro ripieno si sta raffreddando, noi andiamo a stendere la pasta sfoglia, sempre in uno spessore di 3-4 mm, la tiriamo bene bene e poi
prepariamo dei rettangoli di circa 7-8 cm per 5. Io ho piacere di farle piccoline, però può essere che voi abbiate piacere di fare una sfogliatina più grande, quindi io ve le propongo così, voi fate poi come vi pare, come vi piace di più. Con la rotellina prepariamo appunto questi rettangoli di pasta, vedete, li facciamo di 2-3 misure, non ha importanza. Poi prendiamo un uovo, con l'aiuto di un pennello, pennelliamo un attimo i bordi, così. A questo punto andiamo a prendere il ripieno che si sarà raffreddato e andiamo a farcire all'interno le sfogliatine. Benissimo, il ripieno non è proprio freddo freddo, ma va bene lo stesso, vedete che è già diventato più denso. Ne disponiamo una cucchiaiata all'interno delle nostre sfogliatine ed andiamo a chiuderle in questa maniera. Prendiamo i 2 lembi, li appoggiamo, prendiamo gli altri 2 e glieli passiamo sopra. Premiamo bene i bordi e abbiamo ottenuto una sfogliatina ripiena. Ripetiamo la stessa operazione, calcolando che se facciamo sfogliatine piccoline gliene daremo 2 o 3 per persona, altrimenti possiamo farne tranquillamente una più grande. Prima di infornare pennelliamo bene anche l'esterno con l'uovo, in modo che quando la sfogliatina si cuoce prenderà un bel colore dorato. In forno a circa 200-220 gradi, perché la pasta sfoglia richiede una cottura abbastanza alta, per sfogliatine di queste dimensioni 6-7 minuti, non di più, finché vedete che sono belle dorate. Andiamo ad infornare. Siamo pronti? Vediamo cosa è uscito? Eccoci qua. Vedete? Hanno preso un bel colore. Sono belle bollenti, quindi state attenti a non scottarvi. Appoggiamo nel nostro piattino. Decoriamo con alcune punte di asparagi che abbiamo tenuto a parte. 2 dadolini di pomodoro che danno una nota di colore. Personalmente a me non resta che augurarvi buon divertimento a tavola.